Buonasera a tutti, direi di dare inizio al Consiglio Comunale e dare la parola al dottor Orlando, segretario per l'appello. Il sindaco Cappelletto Matteo, Fanton Rita Elisa, Tezzotto Giorgia, Pezzon Stefano, Presente. Marchiori Mauro, Presente. Bortoluzzo Tiziano, Presente. Antoniazzi Renza, Simonella Davide, Presente. Twis Marfa, Parpinel Flavio, Presente. Tollardo Francesca, Terribile Elisa, Canali Giuseppe, Presente. Ricatto Luca Ettore, Presente. De Stefani Gianluca, Presente. Cipin Cristina assente per ora e Prattaviera Silvia assente. Il numero legale c'è, direi di dare esecuzione all'inno nazionale. Procederei con la nomina degli scrutatori nelle figure del capogruppo Marchiori, del consigliere Tollardo e del consigliere Riccardo. Il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del verbale del Consiglio Comunale, dei verbali della seduta precedente. Vengono ovviamente posti all'attenzione, sono dei consiglieri, l'approvazione dei verbali che vanno dal numero 10 al numero 18, ovviamente contenenti i verbali delle delibere dello scorso Consiglio Comunale. Favorevoli? Chiederei al consigliere Simonella di esplicitare il voto. Va bene? Perfetto, quindi ha votato che il consigliere Simonello, quindi approvato all'unanimità. Il secondo punto all'ordine del giorno è la presa d'atto del PEF 2022-2025 e dell'approvazione delle tariffe della Tari per l'anno 2022. Prima di lasciare la parola al vice sindaco assessore Pellizzon per la relazione, ringrazio anche la presenza in sala del presidente di ASBO Luca Micheluto e del direttore il dottor Carlo Tomazzi. Sì, buonasera a tutti. Come mai sapete da almeno un paio di anni a questa parte il percorso legato, ecco forse mi sentite meglio così, come dicevo da un po' di anni a questa parte, da un paio di anni a questa parte ormai il percorso legato all'approvazione del piano economico finanziario è un percorso che di fatto si estranea dalla competenza del Consiglio Comunale
in quanto il Consiglio appunto ne prende esclusivamente atto. Il soggetto che invece lo valida è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, a cui afferiscono tutti i comuni della provincia di Venezia più il comune di Mogliano Veneto. Successivamente poi il PEF viene in realtà approvato dall'ARERA, quindi Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Il 14 di aprile si è tenuta l'assemblea di Bacino, appunto, che ha validato i PEF di tutti i comuni, e devo dire che in quell'occasione mi sono astenuto perché il PEF è stato prodotto ai comuni nella stessa mattina alle ore 9, quando l'assemblea si è tenuta a mezzogiorno, quindi era impossibile fare una valutazione sul merito di quelli che erano i numeri espressi all'interno del PEF, proprio perché non abbiamo avuto contezza, se non bozze precedenti, ma non la versione definitiva, che appunto è stata presentata sicuramente in eccessivo ritardo, anche perché come avrete visto non è sicuramente facile comprendere gli schemi che ha approvato l'ARERA. In quell'occasione in più ho chiesto al Presidente del Consiglio di Bacino di rivedere il regolamento in modo che sia obbligatorio proporre, comunicare ai comuni il PEF con almeno 5, 6, 7 giorni di tempo, perché evidentemente non è possibile riuscire a verificarli, anche perché per lo stesso principio noi dobbiamo riconoscere ai consiglieri il tempo necessario, e di conseguenza ci pare quantomeno opportuno che anche l'amministrazione comunale ne abbia contezza in tempi ragionevoli. Il PEF che approviamo è triennale e la parte che riguarda il 2022 ha un costo complessivo di 1.707.550 euro, di cui 1.177.844 costi del gestore e 229.706 sono costi del comune. Ecco, gli elementi da questi poi vanno detratti 15.325 euro che riguardano il contributo MIUR, le entrate da recupero e evasione e entrate da procedure sanzionatorie. Proviamo così. Se diamo un'occhiata a quelli che sono i fatti salienti di questo PEF, sicuramente ci sono alcuni elementi, ad esempio per quanto riguarda la parte dei costi del comune, una minor recupero da evasione e procedure sanzionatorie per 7.206 euro, l'aumento della quota a copertura dei crediti inesigibili, che ci è stata praticamente imposta dal Consiglio, nel senso che ha ritenuto non sufficientemente idonea, diciamo, la copertura di 35.000 euro che riportavamo, insomma, da diversi anni a questa parte, e quindi ci ha appunto imposto di levarla a 50.000, per cui la differenza sono 14.600 euro. Ci sono poi, sempre in funzione di quelle che sono le disposizioni di ARERA, quest'anno è entrato anche in vigore il metodo tariffario 2, che tra le altre cose prevede una voce specifica per i costi della qualità commerciale, cioè obbligano i gestori a dover rispondere in determinati tempi e in determinati modi, insomma, e mettere in campo tutta una serie di azioni per portare ed elevare eventualmente la qualità verso le richieste dei cittadini utenti del servizio. Questo per esempio per il comune di San Stino anche perché sono costi che poi devono essere appunto indicati nei PEF e quindi fatti pagare poi dai comuni e di conseguenza ai cittadini, sono pari a 9.227 euro.
Altro elemento che chiaramente segna una differenza rispetto all'anno scorso riguarda l'assenza quest'anno dei fondi Covid, del fondone Covid che è stato portato in detrazione pari a 39.816 euro. Quindi complessivamente l'aumento di quello che è poi insomma il costo che dovrà essere coperto con la Tari è di 41.986 euro in più rispetto all'anno scorso. Quindi di questo 1.692.225 euro, che è appunto quello che è la differenza tra il PEP e le detrazioni che citavo prima, va poi suddiviso come già noto, insomma anche questo l'abbiamo sempre visto insomma, negli anni, questo forse è una delle poche cose che è più o meno rimasta stabile per il momento, poi vedremo perché probabilmente anche qui ARERA interverrà sulla distribuzione, sulla gestione di queste diciamo, suddivisioni, ma il 68,29% dell'ammontare dei costi complessivi è applicato alle utenze domestiche e il restante 31,71% alle utenze non domestiche. La ripartizione è stata effettuata, viene sempre effettuata quantificando il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolandone l'incidenza sul totale del percentuale sul totale. Per differenza viene fatto poi l'addebito su quelle non domestiche. In effetti se guardate tutti diciamo, le delibere degli anni scorsi vedete che c'è sempre un leggero scostamento di questi valori proprio perché la determinazione viene fatta sulla base delle utenze domestiche. Poi oltre diciamo, a definire quello che è la suddivisione tra costi da addebitare alle utenze domestiche e non domestiche, poi c'è la successiva diciamo, derivazione nelle componenti di costo fisso e di costo variabile per le relative utenze. Quindi complessivamente la parte che va a coprire i costi fissi del servizio sono 576.904 euro, mentre quelli variabili sono pari a 1.115.321 euro. Anche qui quella che è la definizione di questi costi è diciamo, sviluppata sulla base di calcoli che vengono di fatto dettati anche in questo caso da ARERA e come sapete i costi fissi riguardano i costi diciamo, generalmente di gestione, mentre i costi variabili riguardano quelli che sono legati più in maniera precipua al costo effettivo della raccolta, dello smaltimento e quello che diciamo, riguarda effettivamente quella parte lì. Quello che appunto poi viene proposto è l'approvazione, anzi la presa d'atto, come dicevo, perché ne prendiamo esclusivamente atto del PEF 2022-2025, poi la definizione della Tari e del relativo piano tariffario per il 2022. Un altro fatto sicuramente, e poi chiudo, che incide e che inciderà insomma, su quelli che sono i costi del servizio riguardano in particolare i costi di smaltimento del secco. Ecco perché abbiamo appunto avviato quelle attività di cui sicuramente siete a conoscenza, anche perché siete, sono più di voi, insomma, quasi tutti siete venuti agli incontri o comunque abbiamo avuto modo di parlarne in commissione, che riguardano il passaggio alla TARIP e quindi la tariffa puntuale, che ha lo scopo sostanzialmente di andare a ridurre ulteriormente la quota di secco pro capite e ovviamente incrementare, aumentare, migliorare quella che è la raccolta differenziata. Come si è già detto anche nelle assemblee, nessuno pensa che domani mattina il passaggio a quel tipo di servizio determini in automatico la riduzione dei costi, perché i valori in gioco, come avete visto, sono molti, le componenti che l'ARERA decide sono sempre di più e sono sempre
più slegate dalla capacità contrattuale, anche così, o comunque dalla capacità di incisione dei comuni. Però è sicuramente un fatto che se noi andiamo a ridurre la quantità di secco, andiamo o cerchiamo di contenere i costi. Peraltro quel tipo di beneficio lo si vedrà di fatto fra 2 anni, perché se ricordate il nuovo metodo ARERA ha previsto non più il calcolo del PEF sulla base, diciamo, previsionale con i conguagli degli anni precedenti, ma a rovescio ha previsto il calcolo del PEF sulla base dei costi definiti 2 anni prima, cioè dei costi, insomma, effettivi chiusi a 2 anni prima. Di conseguenza quasi tutte le modifiche che si vanno a fare hanno un orizzonte temporale che riguarda almeno i 2 anni successivi. Poi ringrazio anch'io il Presidente e il Direttore di essere qui presenti, e sicuramente potranno anche rispondere, insomma, alle vostre curiosità, capire dove si sta andando e quali saranno gli scenari che ci accompagneranno nella definizione delle prossime tariffe. Grazie, solo aperto il dibattito. La parola al capogruppo Canale. Grazie, buonasera a tutti. Quando una delibera viene portata all'attenzione del Consiglio Comunale è perché è materia di quel consesso, e in quel consesso dovrebbero essere date delle indicazioni o degli indirizzi politici, oltre che di verifica e di controllo. Di fatto questa sera il Consiglio questo tipo di indirizzo non lo può dare, perché tutto è stato, come posso dire, verificato in sede di Consiglio di bacino, e poi ARERA dà le indicazioni per quelle che sono le sue valutazioni. Allora io credo che si debba fare un altro tipo di ragionamento, e l'avevo già espresso in sede di commissione, laddove se il Consiglio non ha nessuna valenza su questa delibera si può anche fare meno di votarlo, perché e sarebbe anche, non so se può succedere, sarebbe anche interessante che su questo tipo di delibere si venisse in qualche modo commissariati per l'esecuzione, perché alla fine noi dobbiamo prendere atto di qualcosa che qualcun altro ha deciso per noi, e mi pare che questo tipo di valutazioni le facesse anche l'assessore del Comune di Venezia nei giorni scorsi, facendo alcune considerazioni. Ma allora io penso che ci siano altre valutazioni da fare. Ad esempio sarebbe interessante sapere, rispetto ai rifiuti abbandonati nel territorio, quelle che sono le attività che sono state poste in essere, che risultati hanno dato, perché dallo schema che ci sono stati forniti non mi pare di aver visto dati in questo senso. Così come forse è il momento di iniziare a ragionare, bisognerebbe farlo a livello nazionale, però penso che sia lungo il periodo e forse si potrebbe iniziare a fare dei ragionamenti a livello locale su quelli che sono le attività che il nostro consorzio può mettere in atto. Ad esempio, dopo magari il direttore, il presidente ci dirà qualcosa, ad esempio sulla raccolta dell'umido, se siamo in grado nel prossimo tempo di gestircelo invece di darlo all'esterno, che ha dei costi importanti. Sarebbe anche interessante sapere quando mi pare sia Ecoprogetto metterà in funzione il termovalorizzatore, capire quanto scenderà il costo di gestione del secco. Sarebbe anche interessante sapere se si può iniziare a fare un ragionamento sul territorio in termini di cauzione sulle bottiglie di vetro, di plastica, sulle lattine, che così finirebbero di essere abbandonate in giro per il territorio perché avrebbero un loro valore, e forse inciderebbero anche sui costi della raccolta differenziata, perché se io, come posso dire, sgravo la raccolta a casa di queste bottiglie perché vengono conferite in alcuni posti,
centralizzo in qualche senso la raccolta e diminuisco la quantità che porto via dalle singole famiglie, posso anche allungare il periodo di raccolta della plastica presso le famiglie, ma soprattutto ho il beneficio che in giro per i fossati non vedrei lattine o quant'altro, perché qualcuno sicuramente passerebbe a raccogliere, visto che avrebbero un loro valore. Ecco, forse sì, il futuro è quello che ci viene prospettato con ARERA, che inciderà sempre di più nelle indicazioni, nelle valutazioni di come devono essere calcolati gli ammortamenti e questo e quest'altro. Sicuramente i comuni verranno spogliati di una loro importante funzione da questo punto di vista, e quindi io credo che si debba far nascere, almeno a livello di mandamento, chi amministra, il sindaco che può vedersi come altri sindaci, insomma qualche forma di sollevamento, di sollevazione per far sì che insomma i comuni o se ne ripossessano o altrimenti lasciamo che gestisca qualcun altro questa partita. Grazie, e visto che tu che vado in causa, inviterei il Presidente se vuole raggiungerci qua, magari perché già alcune informazioni o considerazioni possono essere fatte, non so se intanto c'è qualche altro consigliere che vuole intervenire o se Sì, che ringrazio tanto il Presidente perché l'abbiamo sfruttato insieme alla struttura di ASVO nell'ultimo periodo particolarmente. Allora, giusto solo per rispondere su un tema, perché poi gli altri sono temi appunto che sicuramente il Presidente saprà approfondire meglio di me. Allora, per quanto riguarda la presa d'atto, sì, potrei essere d'accordo, però noi dobbiamo farlo oggi. La cosa che cambierà con la TARIP è che non faremo neanche più quella, cioè nel senso che quando si passerà in TARIP l'anno prossimo lo approverà direttamente, e concordo che sia meglio, cioè dire, se lo fanno, se lo gestiscono, anche perché la preoccupazione di qualcuno era ma se passiamo in TARIP non lo gestiamo più, perché invece oggi non è che stiamo facendo qualcosa di diverso, di fatto siamo lì. Quindi questo succederà l'anno prossimo. Ecco, stamattina l'Assemblea di Bacino ha approvato, l'Assemblea di Bacino dei Consigli di Bacino ha approvato la TARIP, quindi i comuni che sono in TARIP le ha approvate direttamente l'Assemblea di Bacino, e quindi se la sono fatta e se la sono voluta. Per quanto riguarda gli abbandoni, sono nella voce costi del comune, costi di attività di spazzamento, di lavaggio CSL, spazzamento manuale, svuotamento sostenibile, però in realtà lì dopo, se volete, mi faccio dare il dato più preciso, perché dentro su quei 15.993 euro non ci sono solo il recupero dei rifiuti sul territorio, ma spazzamento manuale, svuotamento cestini, quindi è una parte di quella che in questo momento non ho a disposizione, ma che appunto vi faccio sicuramente avere. E queste erano le due domande a cui volevo rispondere io. Poi per il resto abbiamo verde, termovalorizzatore, cauzione. Buon divertimento. Grazie e buonasera a tutti. Ringrazio il Sindaco e l'amministrazione comunale di averci comunque invitato qui questa sera, anche perché le domande mi pare che siano già di per sé importanti, nel senso che danno una valutazione un po' di quello che sta avvenendo nel nostro territorio, ma di fatto in tutta Italia. Insomma, io l'ho detto 2 anni fa, l'intervento di ARERA sui rifiuti, ho usato un termine calcistico, un vero e proprio intervento a gamba tesa, insomma, nel senso che è l'inizio di un esproprio della potestà dei comuni e del loro gestore, che sia ASO o altro, di poter interloquire, trovare benefici, questi benefici averli nei piani finanziari, avere perimetri di servizi non delineati così in maniera tassativa come oggi invece ARERA ti impone, e ti porta poi di fatto a non poter governare più con un rapporto azienda-comune questo tipo di importante servizio. Lo stesso fatto, come ha spiegato bene l'assessore vice sindaco Pellizzoni, che oggi i cittadini di San Stino pagano i rifiuti nell'anno 2021-22 sui costi 2020, fa sì che noi come azienda stiamo pagando i servizi invece come il 2022
stiamo avendo problemi finanziari, nel senso che chiaramente noi paghiamo costi del carburante a 1,8, come è oggi il diesel, ma al cittadino arriva la bolletta col costo a 1,3. Questa è una follia che pone in difficoltà. Per fortuna noi non abbiamo difficoltà, nel senso che finanziariamente abbiamo una cassa importante, ma per chiudere il bilancio dobbiamo mettere sempre fatture da emettere, perché di fatto sono fatture che dobbiamo chiudere e soldi che dobbiamo ricevere dai comuni, dagli enti e dai cittadini. Questo è per dire un esempio di discrasia su questa introduzione di ARERA. Come avete detto bene, poi alcune scelte vengono fatte o addirittura imposte da questo Consiglio di bacino, che è un organo che dovrebbe un po' rappresentare i comuni, poi in realtà chi è dalla parte tecnica, le direttive che applica sono quelle di ARERA, dunque c'è un continuo, non dico contrasto, ma continua difficoltà a porsi per cercare di uscire da problemi e problematiche che di fatto poi hanno riflessi sul bilancio. Il fatto sta, la cosa più assurda è che noi il primo anno di ARERA abbiamo applicato tariffe, per dire nelle realtà balneari, pur sapendo che erano chiuse le tariffe del 2019, dove la stagione più fortunata, bene, una follia, insomma, solo per dare un'idea, dove lì c'è uno scostamento importante, insomma. Tant'è che quest'anno i due comuni balneari pagano poco, quest'anno paga poco, questo anno, cioè nel 2022 pagheranno poco, ma perché pagano quello del 2019. 2020, pardon, dunque l'anno Covid, per capirsi, insomma. Quest'anno le due realtà balneari hanno avuto notevoli riduzioni, soprattutto per quanto riguarda il servizio. Poi anche, come diceva prima il vice sindaco, c'è una parte che riguarda il gestore, che poi anche sul Sastino, se vogliamo, lasciamo anche spazio al direttore, i costi del gestore sono o sostanzialmente in pareggio, addirittura in calo rispetto agli anni precedenti, ma poi arrivano delle imposizioni che il Consiglio di bacino tramite ARERA arriva a darti. Allora, un'azienda come la nostra, dico un altro esempio, dovrà mettere in bilancio, e dunque vuol dire chiedere ai contribuenti, circa 500.000 euro di costi per la qualità, per la gestione dei reclami. Ma voi sapete quanti reclami abbiamo noi mediamente all'anno? Dai 18 ai 30 reclami all'anno. Cioè, gestiti con PEC, con tutto il sistema, non reclamo del telefono, dicono noi facciamo un reclamo che prevede tutta una serie di conseguenze. Dai 18 ai 30 reclami. Noi dobbiamo porre in atto un sistema di qualità per gestire 18, 20, 30 reclami all'anno, questo per darvi l'idea. Ma questa è un'imposizione, cioè non è che possiamo dire non lo facciamo. Tant'è che già questo bilancio ne ha traccia, insomma, dobbiamo accantonare una somma perché questo è il volere di questa autorità. Io 2 anni fa in assemblea dei sindaci dissi questa cosa qua, secondo me vedo un disegno del legislatore che sta togliendo, l'ho detto più di qualche volta, forse in questo consiglio comunale qua, c'è una nazionalizzazione di questo servizio, insomma, ecco, che poi non so se vorrà anche dire poi anche dal punto di vista industriale e anche dal punto di vista aziendale, insomma, dunque fusioni, macrogruppi, un neocapitalismo municipale di queste multi-utility, dunque ARERA, A2A, grandi gruppi ERA, A2A, due grandi gruppi che poi vengono a governare a regioni questa stazione. Però questa è la realtà, insomma. Oggi un ragionamento che si poteva fare con il sindaco, con l'assessore per cercare di migliorare una cosa, avere un beneficio subito, se la fai, forse il beneficio ce l'hai fra 2 anni, dunque non dai la percezione al cittadino di aver migliorato il servizio, e se la fai hai un perimetro ben circoscritto, cioè i perimetri dove ASL deve fare le tariffe, porre i criteri per le tariffe sono molto molto marginali, e le scelte che competevano all'amministrazione comunale diventano sempre più, diciamo, con maglie chiuse. Dunque su questo condivido la sua considerazione iniziale, e dunque di fatto non posso far altro che affermarla e confermarla, insomma. Per quanto riguarda i rifiuti abbandonati, devo dire la verità che immagino, soprattutto in questo periodo qua, che c'è Spalci, noi in realtà di questo fenomeno non abbiamo una reale percezione di una recrudescenza.
c'è un fenomeno che esiste, c'è. Io dico che la mamma di Catini è sempre incinta, che abbandona un rifiuto non so perché lo faccia, non capisco perché noi andiamo a prendere i rifiuti gratuitamente a casa, tutti, e questi butta via. C'è un problema mentale, psichiatrico, non psicologico, psichiatrico. Sono cretini questi, sono cretini. 2 settimane fa ci hanno chiamato nel confine tra il comune di Gruaro e il comune di Portogruaro e c'era un abbandono di 8 sacchi neri. Una bomba nucleare. 8 sacchi neri, dove c'era una zona, una casa rurale abbandonata, 8 sacchi neri alti così, 8 sacchi neri pieni. Andiamo, quando gli ispettori ecologici, erano 8 sacchi pieni d'erba. Ma ragazzi li svolali, no? Se li devono portare lì, svolali lì, no? Porti via il sacchetto, no, scusa, era una banda così, cioè queste persone che secondo me qualche problema ce l'hanno, insomma. Dunque l'abbandono c'è, il sacchetto, il lancio del sacchetto, diciamo, siamo in stadi importanti, probabilmente esiste, ma non è un fenomeno che si può contrastare con degli elementi, diciamo, se non con l'educazione, non puoi militarizzare un territorio. Noi abbiamo 4 ispettori ambientali, adesso abbiamo rafforzato la squadra, abbiamo 4, ma il territorio, voi sapete che è un territorio vastissimo, in chilometri quadrati, dunque solo il vostro comune è un comune di una vastità immensa, insomma, ecco. Cioè, possiamo presidiare le aree con telecamere, però è un po' difficile. Per quanto riguarda il discorso di impiantistico, insomma, noi viviamo, e lo vedremo poi anche nella tariffa, un problema endemico impiantistico in Italia, no? In tema di questi giorni, io non lo credo finché non vedo fatto l'inceneritore a Roma, c'è una città di 4 milioni e mezzo di abitanti che non è neanche un impianto. 4 milioni e mezzo di abitanti. Cioè ogni anno Roma porta in discarica 450.000 tonnellate di rifiuto secco, indifferenziato, 450.000 tonnellate in discarica, roba che si faceva negli anni 80, forse, che era già vecchio negli anni 80 questo sistema qua, ecco, per darvi l'idea. E adesso si parla forse a Roma di fare l'inceneritore, dopo c'è qualcuno che no, io rispetto a tutti, ma insomma forse io da un po' di anni che lo dico, penso che l'inceneritore non deve essere un alibi per non fare la differenziata, ma una volta fatto il percorso di virtuosità che si è fatto, e Sastino ne è testimonianza, perché è un comune di oltre 12.000 abitanti che supera quella persona del po' differenziata, no? Penso sia un premio eccezionale per il lavoro che avete fatto, però c'è un 20% che non viene recuperato, cioè poco a fare, rifiuti free, rifiuti zero, sono la testa di qualche politico nostro che spara ogni tanto qualche Twitter a vuoto, così insomma, ecco, per dire, ma non esiste un comune, uno stato rifiuti free. Dove c'è rifiuti free? C'è una parte del rifiuto che è irrecuperabile ed è secco e differenziato. Dopo sia 20%, adesso col sistema TARI arriveremo al 14%, arriveremo all'11%, però c'è una parte che non si può recuperare, va smaltita, termovalorizzarla, incenerirla, c'è un sistema che bisogna introdurre. Siamo un paese però che ci piacciono gli impianti, quelli di Copenaghen, di Vienna, dove la pista da sci Sora, però no a casa mia possibilmente. Dunque, consigliere, per dirle l'umido del gruppo Veritas, se ci mettiamo dentro tutto, va una parte, la parte est, va a un impianto nel comune di Este, Sesa, come lei sa, e la parte nostra va a Magnago. Fare un impianto nei 43 comuni della città metropolitana è una cosa impensabile. L'ultimo assessore all'ambiente che ci ha provato, facendo un percorso di Agenda 21, è un certo assessore Paolo Della Vecchia, bravissimo, l'avvocato Paolo Della Vecchia, che ci ha provato, ha fatto un percorso di Agenda 21, 3-4 incontri, siamo tornati a casa tutti, compreso me, compreso lui, che sono insieme, vado a trovare il posto a Stretti, a trovare il posto a Grassaga, a trovare il posto poi trovare un sindaco che dice tutto io l'impianto dell'umido, spero di vederlo, ma forse finisco questo mandato qua, insomma, non so, Fa il presidente a vita. appunto, forse bisogna questo qua, forse devo dire, Dopo immediatamente. certo, forse questo qua finisce con questo. E dunque penso che sarà difficile per me, insomma, ecco, questa è la difficoltà. Dunque trovare un comune che ha l'impianto dell'umido, ben venga, ma penso un'operazione difficile. Ultime 2 questioni che ha sollevato,
la questione che riguarda Ecoprogetto, lì la linea 2, come lei sa, è fortemente osteggiata dai comitati non inceneritori, c'è una linea già partita comunque da un po' di anni che brucia circa 30.000, la seconda linea dovrebbe bruciare circa 58.000, dando una mano appunto a bruciare quel CDR che adesso noi fino a 2 anni fa bruciavamo all'impianto di Fusina, alla centrale a carbone Andrea Palladio, che purtroppo adesso non raccoglie più niente, è qua che si sta facendo 2,50 € la tariffa. Si prevede quando la seconda linea sarà in funzione, quando si possa arrivare a abbassare di circa 15-20 €, questa è un po' l'idea su quella tariffa, portarla attorno ai 170, non sono 5 €, questo è un po' l'idea, i piani di sviluppo che ci sono per Ecoprogetto. Sempre fermo restando che ricordo che continuano questi ricorsi da parte dei privati anche se l'ultimo ha avuto un insuccesso addirittura dicendo che non hanno titolo a opporsi all'impianto, mi pare l'ultimo, insomma, ecco. Per quanto riguarda il sistema cauzione, mangia plastica, allora in realtà c'era una proposta anche arrivata così vicino, non so se avete visto, insomma, ecco. Noi come aziende non abbiamo un parere favorevole e le spiego al consigliere, cioè o lo facciamo tutti, dunque tutti vanno sul mercato a buttare la bottiglia, tutti va a portare in vero, ma se io porto via una parte del rifiuto al gestore, rischio che i camion mi girano a vuoto o mi girano per meno prodotto e alla fine, siccome penso che forse qualcosa prendiamo, anche quello ci manchi, insomma, dunque quel quid che prendiamo, che è poco, perché sulla plastica è poco, sul vetro attorno ai 6-8 € tonnellata, ma che prendiamo, anche quello ci manchi, dunque o si dice, facciamo un sistema dove tutto questa plastica, ma penso difficile che la plastica possa passare attraverso questi sistemi qua, o è difficile, insomma, ecco, di solito chi lo fa non ha sistemi di raccolta porta a porta. Nelle aree dove adesso ne installano, c'era anche un decreto che agevolava i comuni sui mangia plastica, di fatto chi lo fa sono comuni un po' indietro con la differenziata, non sono comuni in avanti con la differenziata, dunque è un sistema germanico, molto in voga negli anni 80-90 in Austria e in Germania, ma di fatto è un sistema che da noi non ha senso, cioè, o lo scegliamo totalmente, che vuol dire poi non posso più prendere nel vetro nella plastica, o se mi fai venire a prendere metà plastica o un quarto di plastica è un problema, perché o lo fanno tutte le famiglie o troveremo una famiglia che non lo fa, che ha il bidone pieno, perché anche fare minori passaggi vuol dire che comunque tutti devono fare qualcosa al supermercato o alla mangia plastica o alla cauzione bottiglia a vetro, insomma, ecco. Questo dunque noi sinceramente, sia noi che il gestore Berti, è stato un parere negativo, insomma, per quanto ci concerne, perché se un sindaco vuole porre in atto, insomma, è una scelta che si può fare, insomma, ecco. Grazie Presidente, chiedo la parola al consigliere Riccardo. Rubo, buonasera a tutti, intanto ringrazio io il nome personale del Presidente di ASO, però bisogna sempre fare un passo indietro. ARERA nasce per delle esigenze, legge bilancio 2018, e poi da qua qualcuno si è accorto che mi fa da ridere, questa roba, scoppio da ridere quando vedo queste cose. E c'è scritto che è un dipendente e che ha la funzione di sviluppare il mercato di concorrenza e di tutelare i consumatori. Perfetto. Da quando è andato in vigore sicuramente a Sattino abbiamo pagato di più nel tempo, piano piano o poco, pur essendo virtuosi, perché naturalmente nasce questo meccanismo per armonizzare, si dice, no? Le tariffe, perché ci sono stati, mentre qua si continuava a dividere, a cercare di fare un po' anche di coscienza civile, quindi si bastonavano anche un po' le aziende in maniera che, perché io ho fatto un conto cosa mi è costato dall'entrata in vigore, e sono parecchi soldini, e al di là di questo voglio dire, alla fine noi siamo, il mio capogruppo, abbiamo fatto un esperimento qualche anno fa, quando questo Consiglio Comunale ha deciso di ridare a ASVO fino al 2038 la concessione, e abbiamo scritto alla
all'autorità garante per vedere la risposta. E citando dei fatti su altre sentenze del Consiglio di Stato per altre cose, ci siamo messi a ridere, no? Praticamente non è neanche stata considerata la situazione, nel senso che il Comune di Sottile Vivenza aveva presentato una valutazione che era conveniente, in base a cosa non c'è stato scritto, in base a quali dati è, però è questo. Il problema, essendo il bilancio dell'ASO, scusate. Sì. Comunque al di là di questo, io la preoccupazione è quale sarà l'ultimo step nel momento in cui citeremo le immondizie e voi verrete a riscuotere la tariffa, perché credo che siamo arrivati con quest'ultimo step che partirà fra poco, al massimo credo non ci sarà altro da fare poi, ma si vede che un anno per la Cina, la carta, c'è sempre qualche situazione che a colui che fa e opera in maniera di poter creare le condizioni perché il servizio sia migliore, nel senso umido con umido, eccetera, non ha nessun tipo di beneficio economico e quindi non so fino a quanto potrà reggere questo meccanismo, perché qualcuno rischieremo veramente che con il tempo si stufi e cominci e mi è venuto in mente una cosa, quando si espongono questi criteri e dal punto di vista, come lei ha esposto stasera, che ci sono problemi con il costo del gasolio rispetto agli anni, quindi sono esigenze aziendali, quindi alla fine bisogna fare anche alla gente, alla fine, che interessa ben poco nel momento in cui si adopera per fare tutta una serie di operazioni che portano via anche del tempo, perché voglio dire, se uno lo fa come si deve, adesso mi pare che ci saranno delle nuove prescrizioni per quanto riguarda i nuovi sacchetti, quindi gli stracci in un certo punto, ci sono tutta una serie di incombenze che alla fine portano via tempo e non vorrei che alla fine tutto questo percorso venisse vanificato, perché alla fine se noi dobbiamo pensare che a Roma non raccolgono le scorazze e noi alla fine armonizziamo tutto per alcuni sistemi che non hanno funzionato fino adesso, lei permette che il cittadino di Sentinelle, di Guaro, di Cinto che si adopera e adesso non so, a livello fondamentale quanto siamo come raccolta differenziata, percentuale? Per i due comuni di Veraschi a 67%. Ecco, quindi mi sembra... I comuni di Veraschi, dunque senza i due comuni di Veraschi siamo vicino all'80%. 80%, credo che siamo quasi al fisiologico. Lei ha detto che anche qua se riusciremo a entrare al 13-14% potremo altro 5-6%, dopodiché basta, siamo arrivati al top. Quindi io vorrei che da qualche parte, ecco perché non ha senso votare più queste cose se non si ha un'inversione di rotta, è questo, nel momento in cui io arrivo al massimo tu dovresti premiare me, e qua manca il criterio, ecco perché noi questa sera non voteremo questa delibera, e che alla fine ne prendiamo atto, comprendiamo tutti i bisogni dell'ASO, del Consiglio vaccino, tutte le cose che si possono fare, anche voglio dire, noi siamo fautori della raccolta divisa plastica, lattina, eccetera, eccetera, vetro per colori in maniera, lei ci dice che diventerebbe un onere ancora un costo, quindi alla fine faremo un bel lavoro e vi metteremo in difficoltà, quindi si potrebbe anche discutere su un tipo di aspetto di questo genere, però alla fine, voglio dire, se chi governa non prende le decisioni e cominciamo a premiare coloro che e caricare su coloro che continueremo a bastonare le persone che di fatto fanno quello che si deve fare per mantenere l'ambiente pulito e cercare di collaborare a mantenere anche gli esercizi in equilibrio, parlo di finanziari. E quindi voglio dire, a questo punto non ha senso continuare a portare per i consigli ste robe. Le votino, se le votino, però deve partire anche una protesta, e questo noi vorremmo farlo a livello fondamentale, dove sia, indipendentemente da, bisogna cominciare a premiare coloro che arrivano a determinate, e questo lo deve fare, trovare un meccanismo a livello, ormai abbiamo capito che il business dei rifiuti fa gola a tutti,
ormai abbiamo capito che si erano accorti che purtroppo c'era molto rifiuto che andava, e abbiamo visto cosa è successo in alcune zone d'Italia, perché costava poco smaltirlo, poi alla fine ci siamo avvelenati la vita. Ecco, e quindi voglio dire, se non si parte con un'iniziativa politica che va in questo senso, a questo punto noi diventiamo notai, apriamo l'atto, ai nostri cittadini andremo a dire è così, fine delle trasmissioni, e non credo che avremo delle risposte positive. Il senso del fatto che noi non voteremo sta roba che ci trova ci ha fatto perdere anche mezz'ora, perché a questo punto non capiamo niente, siamo venuti a conoscenza di cose che magari telefonando al Presidente dell'ASL ce le avrebbe date in diretta, e quindi gli abbiamo fatto perdere una cassetta. Ma ai fini di cosa cambiamo nelle tasche dei cittadini e nella coscienza dei cittadini non l'abbiamo, e quindi è un esercizio inutile che ci rende inutile una cosa che mi dà un fastidio enorme, perché sicuramente chi fa politica vorrebbe incidere almeno un po', almeno a livello della propria comunità, e quindi se non cambiamo svolta e cominciamo a far sentire la voce che chi va verso determinate quote di frazione secca e quindi verso lo zero va premiato e non castigato, o comunque non deve pagare come paga uno che fa 40% o 30%. Quindi se è nata per armonizzare, per difendere i consumatori, questo è il suo scopo, riprende il suo scopo e faccia in modo che le cose funzionino in questo senso. Però è chiaro che se da basso noi non cominciamo a fare una seria protesta, dove noi non diventiamo esecutori materiali di decisioni prese dagli altri, non è neanche sufficiente che ce ne laviamo le mani, è bene che cominciamo a lavorare in questo senso. Signori, se lo scopo di fare la differenziata è questo, lo scopo è anche premiare in termini economici chi la fa bene. Grazie, non so se ci sono altri interventi, non so se desidero integrare un paio di considerazioni. Sì, no, perché anche questo intervento comunque è difficile lasciarlo così cadere, nel senso che ci diamo del lei, allora visto che viene del lei, allora, per rispetto al Consiglio Comunale, no? Allora, i temi che ha tirato fuori il consigliere Ricato, no? Sono temi anche questi che nella visione nazionale del problema danno un'affermazione che noi dal punto di vista delle aziende avevamo già dato, insomma, no? È chiaro che c'è uno strabismo del legislatore, no? ARERA, il governo, il legislatore che ha fatto sì che ARERA entri in questa maniera così forte nel settore rifiuti, l'abbiamo detto anche in assemblea dei sindaci, non è certo per il virtuoso Veneto che l'ha fatto, no? Dove le aziende erano sane, i bilanci erano in ordine, i comuni avevano personale raccolta differenziata dell'80%, ma non voglio fare un discorso leghista, però se andiamo da una parte dell'Italia in giù il sistema è totalmente diverso. Dunque questo strabismo era chiaramente puntato sui gestori inefficienti del Sud, sui gestori e sulle politiche sciagurate di alcune regioni sui rifiuti, perché mi ricordo che alcune regioni sono commissariate sui rifiuti d'Italia proprio, no? Ecco, dunque però chi va di mezzo poi si va verso un appetimento che poi prende un po' tutti, insomma. Dunque le maglie strette che ingloba il rapporto ASUO Comune di Sestino oggi ne paghiamo il conto noi, cioè se poi per il tuo ragioniere i 35.000 euro erano sufficienti, ma l'autorità di bacino ti dice no, devi mettere 50.000, ma tu spiegare a quel di Biberon che deve aumentare la tariffa perché io 15.000 in più perché l'ha chiesto ARERA, insomma è difficile sto meccanismo qua, già fa fatica come lo chiedi tu i 15.000 euro in più, no sindaco? Ecco, per dire, su questo c'è un ragionamento. Però ecco, io invito il consigliere Ricato, ma tutti i consiglieri comunali, no, a un'analisi però che non possiamo dire, cioè noi dobbiamo dare veramente merito e valore al lavoro fatto in questi 15 anni, perché noi abbiamo fatto una rivoluzione epocale dal punto di vista ambientale, cioè in questo territorio 15 anni fa 100 kg di rifiuti raccolti a Sastino, 70 li dava in discarica, in quella maledetta discarica, nel senso maledetta perché poi è una cosa che
ci costa territorialmente, ci costa ambientalmente e ci costa nel portafoglio dei nostri padri, di noi e ci costerà di quelli dei nostri figli, perché la chiusura del post mortem che abbiamo fatto di 2 lotti a novembre 2021 decretata con provvedimento AIA di gennaio mi pare 2022, no? chiuderà nel 2052 la gestione 2052. Forse sono più presidente però quella volta, forse. Forse, ma non mettiamo limiti alla provvidenza. Ecco, non mettiamo limiti alla provvidenza. Ecco, per dire, cioè, in questo territorio qua, su 100 kg di rifiuti che si prelevava, 70 andavano in discarica. Carta, cartone, batterie esauste, pneumatici, olio bruciato, tutto andava dentro, tutto, ricordiamoci, tutto. Noi abbiamo fatto una grande opera dal punto di vista ambientale, secondo me, insomma. E anche, bravo, anche negli ultimi anni addirittura, ecco, per mettere a posto i bilanci, possiamo dirlo, certo, sono scelte che arrivavano anche sul decreto della provincia, quella volta arrivavano rifiuti anche dall'area di Vestero, per capirsi, insomma. Esatto, e anche lì erano totalmente differenziati perché la percentuale del colta era bassissima. Noi abbiamo spostato, capovolto adesso 80 kg di rifiuti a San Stino, ritornano a essere materia prima, ritornano a essere prodotto che può essere impiegato, la plastica torna a essere plastica, il torna a essere vero, l'umido viene prodotto compost, una parte del processo di biostabilizzazione c'è anche il recupero e la produzione energetica col biogas, metano, cioè un processo virtuoso per quel 20% che ci manca, parliamo di San Stino, 17, 18, 20% che è. E questo è ambientale, ma anche dal punto di vista economico. Facciamo una proiezione. Cosa saremmo noi se fossimo rimasti 70-30? Cioè non è vero, consigliere Riccardo, che non c'è un premio, perché noi pensiamo che il premio sia il calo. Intanto un dato le do, che dal 2010 al 2019 le tariffe, anzi non le tariffe, poi sono altri meccanismi che spiegava, ma il gestore ha abbassato di quasi il 10% i piani finanziari del Comune di San Stino in 9 anni, del 10%, mentre l'inflazione era dall'1,5, dunque il 10% non è aumentato. L'inflazione è aumentata di circa 10 punti meno, su quasi il 20% in meno intanto, e non so se si è costi del 20% in meno dal 2010 al 2019, no, ma questi sono dati di piani finanziari, non è... poi c'è la parte di crediti inesigibili, altri oneri che il Comune inserisce che quella volta c'era anche più spazio a inserire, giusto, nei vecchi piani finanziari. Però quello che il Comune ha chiesto, quello che ASLO ha chiesto ai comuni nei 10 anni 2010-2019 ha avuto un calo medio nei comuni, degli 11 comuni ASLO del 9,8%, 9,8%, questo sono i piani finanziari dal 2010 al 2019, questo per dire. Dunque, ma a parte questo, se fossimo ancora 70 e 30, cioè per me anche non aumentare è un premio. Se noi fossimo ancora 70 e 30 vuol dire che dei suoi, lei farà pochissimo secco presumo, no, nella sua attività, no, ma anche a casa, se fosse ancora 70 e 30 lei pagherebbe 70 kg di rifiuti, di 100 che ne fa, 70 li pagherebbe a 182,50 euro tonnellata, smaltimento più trasporto. Invece oggi di quei 70, 80, anzi un po' prendiamo è carta e prendiamo 30 euro tonnellata, un po' è plastica, seppure prendiamo 6-7 euro, un po' è vetro, prendiamo 5-6 euro tonnellata. L'umido purtroppo, tra l'altro è stato un aumento importante proprio tra il 2021 e il 2022, da 82 euro e pare siamo a 101 euro direttore adesso. 100? Sono 13 euro, ecco, ancora per giornale, ecco, sono 13, dunque quasi 30 euro di aumento in 2 anni sono moderati, ecco, dell'umido, che ecco. Dunque anche dal punto di vista anche un mancato aumento nel territorio, e poi questo qua lo vediamo, io vi prego di faremo quando volete un'altra commissione, magari ecco, su questi dati qua. Pagare dà sempre fastidio, no? Però intanto il bacino ASO paga mediamente un po' meno del bacino Veritas, mediamente un po' meno, e come tariffa media per le utenze domestiche è di un 10% più bassa della media virtuosa del Veneto. Insomma, pagare dà sempre fastidio, pagare un po' meno degli altri è un significato importante secondo me, no? Finisco. Dunque, quello che lei dice, no, consigliere, cioè bisognerebbe avere un premio. Per me il non aver aumentato le tariffe in questi anni, non aver aumentato
come in altri territori, per me è già un premio. Se l'abbiamo aumentato per anche il piano finanziario, mi pare ultimo che abbiamo presentato, il costo gestore mi pare che sia o in equilibrio o addirittura qualcosa in meno addirittura rispetto all'anno scorso. Dunque vuol dire che il gestore sta cercando di lavorare per efficientare il servizio e diminuire i costi. Dunque poi, ripeto, se poi vai tu a spiegare a Gino del Biveron che devono tirare su 500.000 euro perché era con la qualità, questo è un tema difficile da spiegare, però il gestore sta cercando di avere un rapporto di efficientamento del servizio. E dunque per me anche questo elemento premiante c'è, perché paghiamo meno rispetto ad altri bacini. Finisco con due considerazioni. Il passaggio a TARIP che è stato scelto secondo me dall'amministrazione comunale di Sastina, tra l'altro capofila di 4 comuni, ma già in queste giornate, forse anche vedendo un po' il successo di pubblico che ha avuto Sastina, ma anche a Teglio piuttosto che a None Veneto, insomma anche altri sindaci stanno chiedendo lumi su questo passaggio. Secondo me arriviamo a alzare ancora l'asticella. Noi in tutti gli incontri che abbiamo fatto, non so se lei è venuto a un incontro di queste serate qua, abbiamo detto non siamo qui a promettere che caleranno, però gli aumenti che sono sicuramente aumentato tutto, cioè non so se aumenta tutto, mi pare benzina, qualsiasi bene, lei che vende alimentari, io che vendo alimentari, secondo che aumenti abbiamo avuto in quel settore qua, no? Aumenta tutto. Dico, forse questa cosa qua può contenere, lo diciamo ogni sera, c'è una slide che lo dice anche, di parte a sinistra, no? Non la si critica adesso, la si dà di solito, che dice non siamo qui a dire che questo, cerchiamo di contenere i costi, questo per me è una cosa positiva, è un elemento pregnante. Poi ecco qua, mi permetto di fare un inciso sulle utenze non domestiche, che penso stia a cuore un po' a tutti, insomma, no? Nel Consiglio Comunale. Ecco, io penso che riusciamo a dare un sistema più equo alle utenze non domestiche. Oggi un bar in centro, il bar qui di fronte, questo bar Roma si chiama, ecco, che mi auguro che lavori tanto, sicuramente lavorerà tanto, però è quei metri quadri per 15 euro metro quadro, mi pare il bar, 15-16 euro metro quadro, non ce l'ho in testa il vostro, ne ho 11 comuni. Ecco, il bar del Biverone o del Corbolone, che se il doppio più grande e vende 2 ombre e un caffè, paga il doppio del bar Roma. Ecco, questa forse adesso questo sistema qua tende a rendere più efficiente e un po' più equa la tariffa. Dunque, se la sua attività, adesso tiro fuori lei, ma l'attività fa una minore produzione di secco, noi dovremmo premiare questo per o non aumentarla o addirittura nei migliori dei casi poterla diminuire. Ieri sera eravamo a None Veneto con l'attività, mi pare che qui abbiamo martedì prossimo l'incontro, giovedì prossimo con l'attività, e spiegheremo questo meccanismo qua, insomma, ecco, non è facile, è un meccanismo che però è un percorso virtuoso che secondo me anche le aziende possono provare a fare, e l'idea è quella di rendere premiante questo sistema qua, insomma, premiante perché almeno differenzia la persona che fa bene la differenziata rispetto a chi magari se ne frega o comunque non ha la giusta attenzione per questo tipo di rifiuto. Grazie. Scusi, Prego. ai margini, sì, non dimentichiamoci però, una ventina di milioni di euro ha tirato fuori questa comunità nel frattempo, 1,7, 1,5, 1,6, 1,4, cioè, voglio dire, sì, abbiamo fatto un percorso, ma Sastina di Vivenza ha... Scusa, non avevano avuto prova, sì, avuto prova che un altro faria meglio, non so, può darsi. No, tra l'altro non sto dicendo questo, cioè, ha pagato, questo voglio dire. No, ma certo, ma ha pagato il servizio, ma non ha pagato 2,3, 2,4, 2,5 all'anno. Perché se stavamo col vecchio metodo, pagavamo 2,4, 2,5, 2,6, 2,8 all'anno, questo volevo dirle, capisce? Questo volevo dire, cioè forse anche pagare 1,6, meglio pagare 2,3. Ma nel frattempo 17-18 milioni di euro sono usciti e sono andati verso la spesa del Bandiere. Dico, per pagare servizi, riuscire a pagare carburante, dipendenti e voglio dire, non è il percorso c'è, però voglio dire, non è che il cittadino abbia contribuito solo con i soldi e col suo atteggiamento. Certo. Voglio dire, sì, quindi andrebbe atteggiamento molto responsabile, l'ho detto prima, la rivoluzione la fa dei cittadini. Andrebbe premiato. E voglio dire, e non sto parlando, forse non sono stato chiaro da lei, forse lei è l'ultimo dall'azienda che rappresenta,
E io sto parlando che deve essere, sì, che continuiamo ad accettare lo strabismo politico, che è una cosa che è inaccettabile, punto. Io non ho detto che voi non state facendo il tutto per mantenere i costi sotto controllo o se vi dicono che dovete fare le proiezioni sui 2 anni prima, le fate sui 2 anni prima e quindi avrete con costi diversi, eccetera. Io sto parlando che c'è sul territorio, un territorio che abbiamo capito virtuoso, ci mettiamo anche un servizio mediamente sufficiente, ottimo, 3 stelle, 4 stelle, light, vedete, quello il problema dopo è da qua andare sopra, che differenza facciamo? Cioè se continuiamo ad accettare supinamente che qualsiasi decisione calata dall'alto noi la prendiamo e la spandiamo sui cittadini, è un percorso che prima o dopo ci si ritorcerà contro. Questo è il concetto, volevo dire. Oggi come oggi, se questo è un organismo che è nato per dare e difendere i consumatori, deve difendere i consumatori che sono, in questo momento, i usufruitori, coloro che usufruiscono del servizio, che sono corretti. Il mio era sempre questo. Non sto parlando di ASO in particolare, sto parlando di una cosa. E se continua a essere un solo assessore, facciamo ridere, questo voglio dire. Deve essere una protesta che nasce e deve coinvolgere un mondo, che bisogna cominciare a premiare chi lavora in un determinato modo. Se a Roma non vogliono l'inceneritore, i suoi lo pagano. Voglio dire, se non hanno una coscienza civile e continuano a buttare l'immondizia, cioè non è che si può tirare fuori i soldi degli altri cittadini per mettere a posto il settore qua. Cioè ognuno deve anche rispondere dei propri atti, delle proprie... Sì, no, questo paese non si schioda. Perché su queste cose ci stiamo giocando il futuro dei nostri giovani, perché voglio dire, dei ragazzi che stanno facendo dei lavori ottimi a scuola, per esempio, dico, non possono andare a casa a trovare suo papà che butta la roba sul fosso, perché a questo punto finisce il meccanismo. E questo è con le debite proporzioni va fatto. Però se nessun consiglio comunale, nessun tipo di... chiaro che lei come azienda non lo può fare, se nessun tipo di organo politico fa questa cosa qua e mette pressione, si continuerà ad andare avanti così, punto, si spagna, finita la situazione. Perché poi c'è sempre questo modo di ragionare, ma un euro a testa, cioè, tanto è un euro, voglio dire 2 euro, ma non cambia. Il problema non è qua solo ASO o Verità, è il sistema che va sicuramente indirizzato in un altro modo. Prima la parola intanto visto che il Presidente per appunto, volevo fare 2 considerazioni perché nel merito del piano finanziario della tariffa e di alcuni aspetti anche della situazione, poi delle questioni abbiamo discusso. C'è poi un tema che è quello che è stato sollevato adesso, che il Presidente posso essere testimone, credo in tutte le assemblee io sollevo questo. A un certo punto si crea un scollegamento, adesso non so come dirlo, probabilmente il ruolo istituzionale che porta il sindaco ovviamente ad avere una posizione che guarda molto più là dei cori politici, però tutti noi abbiamo dei riferimenti che a un certo punto, perché il legislatore parte da un principio che è giusto, dice io il sistema paese ha delle difficoltà, ci sono delle zone dove ho demandato, così come era qua, la gestione ai comuni, ai gestori che spesso sono municipalizzati o comunque legati in maniera a doppio ai comuni e quindi non hanno saputo mettere in campo politiche, atteggiamenti, comportamenti, prospettive, quantomeno la prima cosa che hanno voluto fare, giustamente, è quella di dire facciamo in modo che il piano finanziario del comune di Barletta, del comune di Cadonica, del comune di Sastino siano leggibili allo stesso modo, no? In modo tale che costi, voti e fin là tutto ha un senso e anzi credo che la cittadina prima uno dice bene, almeno così sarà più semplice. Dopodiché ovviamente scatta tutto un meccanismo per il quale tra il dire e il fare si è una cosa che parte con un atteggiamento che è positivo, nazionalizzare le politiche, quindi l'obiettivo, no? Che ci sia una politica comune sulla riduzione della produzione di rifiuti, sulla tutela dell'ambiente, sulla rigenerazione, le 4R, ogni periodo là un po' degli slogan che prendono più o meno piede,
e che funzionano anche mediaticamente. Poi nella realtà alla fine c'è stata una sorta di livellamento verso il basso, perché era molto più facile cercare di creare le condizioni per cui noi ci adeguassimo, rispetto che cambiare in tempi relativamente brevi determinate situazioni. Che il Presidente è stato da un certo punto in giù, poi ci sono tante macchine in giro per l'Italia, anche alcune relativamente vicine a noi, dove di fatto le politiche diventano difficili. Era importante anche che ci fosse una nazionalizzazione dal punto di vista di determinati ragionamenti, perché proprio perché si stavano continuamente creando gruppi grossi, perché poi dove ci sono le aziende in difficoltà, i gestori in difficoltà, proprio perché non si sta facendo la politica, arrivano gestori più forti e sono in grado di, tra virgolette, arrivare a acquisire e a quel punto risolvere un po' di castagne dal fuoco e al tempo stesso fare business, no, su questa questione, e stralciando completamente anche le politiche che magari quell'ente locale, quell'aggregazione di comuni, quel consorzio, quella regione voleva fare, perché l'Italia è fatta di regioni grandi, forti, è fatta di regioni piccole dal punto di vista della densità, del numero di popolazione, è fatta di regioni piccole fisicamente, dove a fronte un gruppo come era rispetto alla Regione Molise, e credo che ci sia un pelo leggermente più sulle politiche che può avviare, e quindi distorcendo tutta questa cosa è uno dei motivi, ad esempio, perché prendo una regione a Chiavarota che è il Friuli, ha attivato una serie di politiche con l'obiettivo di armonizzare, ha creato l'AUSI sulla questione idrica, con l'obiettivo di cercare di armonizzare le politiche, perché altrimenti se le lasciava a ogni provincia, ad ogni bacino del suo territorio, rischiava che gruppi forti fossero più forti della stessa regione. Questo era, e noi insomma ne abbiamo seguito in parte le considerazioni proprio per la contiguità del bacino idrico, della gestione dei servizi idrici. Quello che salta a un certo punto, perché e questa secondo me è la presa, io dei rappresentanti vi parlo di qualsiasi, non c'è che con le politiche, che siano in questi 15 anni, prendiamo l'era Micheluto, no, come tempo, in questi 15 anni, nell'agenda della discussione, che ne parliamo a livello sovracomunale, a livello di area metropolitana, che ne parliamo a livello di Regione Veneto, che ne parliamo a livello di parlamentari eletti nel territorio, questo è un tema che non è mai all'agenda, perché è un tema che non funziona. Conviene molto di più spiegare che da oggi le lattine hanno l'obbligo di essere fatte con l'alluminio green, adesso dico delle idiozie, ma no, perché funziona, no? Parlare di questa questione è complicato, fare un'assunzione di responsabilità per dire che servono gli impianti, che servono impianti in un determinato modo, che comunque da qualche parte i rifiuti vanno, e che comunque non lo fanno a casa mia, lo fanno da un'altra parte. Però e che quindi c'è sempre un'asta, no? E su questa cosa prima arriva il responsabile del servizio e mi dice: abbiamo fatto questo consiglio, ha deliberato la vendita di tutta una serie di aree demaniali, no? Di cui metà di quelle aree noi abbiamo fatto l'atto di vendita, sistemando situazioni che erano già in proprietà privata, di cui le persone avevano il canone. Ci hanno detto: se ce le vendete per noi avete tempo 3 anni, mandate alle famiglie, se sono interessate, comprate, metà viene al demanio, metà lo tiene al comune. Oggi la comunicata che dai trasferimenti nazionali si detrarranno, mi pare adesso non poter dire una cavolata, se 17 o 27 mila euro, che sono motivati dal fatto che ovviamente il demanio non prenderà più i canoni di quelle aree, e quindi si tengono a monte il definitivo. Questa qua è una battaglia che possiamo sollevare. Io posso andare su un giorno sul giornale, posso andare al Presidente della conferenza dei sindaci, può andare, è il parlamentare che la cosa, o che mi dice sì, manderemo, faccio un'interrogazione, no? Per questa cosa diventa, ed è questo lo scoglio, non so come dire, e su questo veramente, se tutti noi abbiamo piacere di incidere, possiamo farlo giustamente nel ruolo che abbiamo come sindaco, assessori, consiglieri comunali, dobbiamo iniziare a farlo anche in sedi istituzionalmente diverse, perché altrimenti questo meccanismo diventa difficile. Allora, o decidiamo tutti che c'è una dimensione grande, che c'è una dimensione diversa, allora il ragionamento che si può fare in questo consiglio comunale è: quale futuro pensiamo possa avere la dimensione di un'azienda come ASVO? Se queste sono le regole, potrà ancora misurarsi in maniera adeguata, deve guardare a prospettive col territorio, le fusioni, le aggregazioni, quindi giochiamo la partita migliore che possiamo fare a queste regole, senza dire cose, ok? Oppure
decidiamo che il sistema non funziona, non fa questo, non funziona, però a quel punto serve che gli interlocutori si facciano carico di queste questioni, e già nella nostra area metropolitana, e già nel nostro territorio, nel Veneto orientale, non è così semplice aggregare una posizione su questo, perché ovviamente le necessità e le prospettive e le visioni sono diverse, perché poi le amministrazioni hanno la loro scadenza e cambiano. Faccio tutta questa riflessione perché dico che a un certo punto le conseguenze di tutto questo sono un sistema che fatica a misurarsi nelle questioni, no? Per cui io faccio bene, noi faremo bene, meglio ancora questa raccolta con la modalità puntuale per cercare di ottimizzare. Abbiamo dovuto inventare un sistema che fosse in grado di non prevedere costi, perché nel frattempo, a differenza di quello che era anni fa, potevamo fare come altre realtà, comprare i bidoncini, ognuno col suo codice, investivamo in 5 comuni 200.000 euro, no? Dico quello che poteva essere 300.000 euro, e a quel punto di vista il comune, nella quota di avanzo che andremo a stanziare dopo, stanziava i 70.000 che era la quota di San Stino, copriva quel costo, e oggi questa cosa non è più fattibile. Questo va previsto nel piano degli investimenti, va all'interno della tariffa, col sistema che abbiamo detto prima, che quindi peschi 2 anni prima, e quindi alla fine il cittadino che ha iniziato un'altra modalità di raccolta si trova alla prima scadenza utile, che è la fatica che ha fatto l'anno prima, se gli diminuisce perché c'è stato il Covid, a Carlo che diminuisce perché sta il Covid, sicuramente in centro a Carlo dirà che perché arriva l'amministrazione nuova, no? E nessuno dell'amministrazione entrante, no, si inventerà di dire che non è vero, così come nessuno di quello uscire dirà il frutto di quello che abbiamo fatto noi e lavorato nel tempo, ma non c'entra niente con tutto questo, perché tutta una serie di scelte di politiche che stanno bypassando nascono da un principio che è razionale, che è corretto, che è giusto che sia. In questi giorni ne parlavamo prima, c'è tutta una discussione sul piano alluvionale. La visione, la necessità di un piano è opportuna, è doverosa. Dopodiché nell'applicazione dello stesso, nelle conseguenze dello stesso, si creano mostri, scenari migliori, scenari peggiori, difficoltà, problemi. E le questioni sono molto particolari, però sembra che queste cose passino sempre. E a un certo punto io mi chiedo, ma a un certo punto questa roba ARERA, no? Sarà arrivata sul tavolo anche da qualche parlamentare, sarà arrivata in conferenza Stato-Regioni, che anche non avrà discusso questa roba, o forse erano impegnati a farla tutti, io per primo, non voglio fare ragionamento, però questo succede, quindi poi si arriva alla fine dove di fatto la definizione di tutto questo arriva all'ente locale, che è l'ente più vicino al cittadino, e quindi poi di fatto le questioni vengono approfondite e affrontate in questo consiglio, inventate le soluzioni migliori per cercare di migliorare, l'azienda fa la sua parte. E la cosa che preoccupa più a me è proprio questa, che ci sono delle dimensioni nelle quali si perde completamente il controllo, che già è poco, ma oggi in 11 sindaci una discussione su alcune politiche riusciamo ancora a farlo, con tutte le limitazioni che sono. Già in consiglio di bacino, seppur il presidente del consiglio di bacino è un sindaco è eletto dagli altri sindaci, ma uso una brutta parola, è un prestanome, è una carica, per farti impegno da Claudio Grosso, che è l'attuale presidente, persona bravo, impegnato, attento, ma di fatto no, cerca di gestire soluzioni, porre rimedi a una situazione che è contestuale, per cui su tutto questo, e secondo me è qua che serve la presa di coscienza da parte di tutti, e probabilmente serve quello che va oltre a quella che può essere la dichiarazione, a quello che può essere, quindi queste sono questioni dove c'è da far fatica, detto molto francamente, c'è da far fatica, c'è da documentarsi, c'è da studiarle, c'è da approfondirle, c'è da capirle, non hanno un risultato nel breve termine, non danno consenso elettorale tanto per capirlo, quindi perfetto, però vedo a un certo punto sì, le considerazioni che vengono fatte qua probabilmente stasera a Concordia le farà il consigliere del PD al sindaco Odorico, non so come dire, perché questa sarà la discussione fatta a specchio, quindi vuol dire che a un certo punto c'è il problema, c'è la questione, e su tutta una serie di questioni secondo me è da dove manca una filiera, e i sistemi elettorali seppur sembra non incidono molto su questa cosa, perché toglie qualsiasi tipo di rappresentanza del rapporto di necessità di rapportarsi col territorio, ma basta tutti che sia un rapporto diretto con le segreterie del partito o con i cosiddetti capi bastone, perché a queste lo assaltano
Allora c'è sempre un altro, mi sembra che il legislatore, perché questo che io non voglio che passi, che sembra che il legislatore sia un ente supremo che a un certo punto compare dal nulla, non si capisce chi sia, se prima era Draghi o Conte, non si capisce, però queste cose qua fanno tutta una filiera di passaggi, nella Repubblica Democratica, parlamentare, che funziona in determinati modi, per cui da qualche parte 8 milioni di commissioni discuterà di qualcosa, sì, 75 tavoli, Stato, Regione, Stato, provincia e aree, sarà a un certo punto un punto che qualcuno, non possiamo arrivare sempre dopo, perché sennò si arriva sempre dopo e comunque vuol dire che c'è un problema della rappresentanza che poi si ripercuote su tutto quello che vediamo col cittadino che è incazzato per l'aumento, ma al tempo stesso dopo non vede anche la ripercussione del proprio impegno, tra virgolette, nell'andare a votare o nel rendersi partecipe della cosa pubblica, perché gli manca la percezione di che cosa posso cambiare. E allora su tutto questo il fatto che ci sia questa volontà comune, io come dicevo anche l'altro giorno ci siamo fatto carico di un incontro nell'ambito di tutta una serie di altri passaggi che ci saranno le prossime settimane per cercare di mettere d'accordo e di trovare una posizione azienda, sindaci, per cercare di fare massa comune, ma questo serve il risultato, per cui mi scuso sul lungo, ma te l'ho fatto passare, perché sembra che ci sia un nemico esterno, intanto è l'Europa, intanto è il governo, intanto è la regione, intanto è, cioè, alla fine probabilmente quello che serve è una presa di coscienza di quelle che sono le soluzioni che sono necessarie, se no ci troviamo a fare milioni di dichiarazioni. Se noi facciamo un punto dei fondi PNR, di quanta velocità ci hanno messo e di quanti di questi abbiano avuto o graduatorie non completamente coperte o tempistiche nella definizione che stanno andando molto più lunghe di quello che doveva essere rispetto a quelli che erano tempi, vuol dire che probabilmente c'è stata tutta un'attività preventiva che era funzionale all'aspetto mediatico più che all'aspetto operativo, perché mi pare che poi questo stia succedendo, bandi riaperti, graduatorie scorse, criteri ricambiati, soluzioni ricambiate. Quindi su tutto questo, fra cui quella dei rifiuti è uno dei temi su cui ancora non possiamo fare una discussione, perché già sull'acqua ne facciamo molto meno, sull'energia elettrica o sul gas parliamo molto meno. Il cittadino ti chiede: ho un palo della Telecom caduto o fortemente compromesso negativamente, come posso fare? Vai, vedi, fanno 2 foto, fanno una segnalazione chiamando il numero verde, non trovano le cose come farebbe il normale cittadino, perché non esiste altra via di comunicazione, per cui a mantenere un equilibrio tra la dimensione generale e il rapporto col territorio è fondamentale. Io volevo dare atto, credo che questa sia la sede opportuna, per cui l'azienda, il presidente, il direttore e coloro che si sono poi succeduti nelle varie realtà o nei vari ruoli ci stanno permettendo questo. E un modello come quello che ha funzionato in ASVO, che funziona in ASVO, secondo me è da riproporre, perché altrimenti su alcune cose rischiamo, dalla mia preoccupazione prevalente, condivisa con altri sindaci, che l'aggregazione qua tale ci portino a modellarci su sistemi che in questo momento non danno quei risultati, non solo dal punto di vista del premio economico o del mancato aumento, ma anche dal punto di vista della qualità dell'erogazione del servizio, che rischiano di peggiorare la situazione e magari di non e di farli contemporaneamente perdere il controllo. Allora a quel punto, se c'è a perdere il controllo, tra virgolette, è meglio deciderlo, e questo consiglio comunale che lo decida nella cessione di quote, nel rimanere una parte marginale, e a quel punto almeno, come farebbe un qualsiasi altro cittadino, massimizza l'entrata economica. Questo perdonatemi la riflessione. Sì, capogruppo Marchiori. Potevo dire il mio? Buonasera a tutti. Molto brevemente volevo dire questo, cioè in sostanza questa sera, la discussione di questa sera mi trovo perfettamente d'accordo, prendo spunto sia il consigliere Riccardo ma anche quello che ha detto il sindaco, le cose stanno così e forse io guardo me, guardo il mio ruolo o guardo magari anche per chi milita ancora in qualche partito, anche noi dobbiamo probabilmente fare qualcosa di diverso, cominciare a discuterne anche di queste cose che spesso magari non si fa, o si fa al bar, ma non si fa direttamente proprio in questi posti istituzionali, chiamiamoli, che quelli sono posti istituzionali, quindi l'impegno potrebbe essere anche questo per dare una risposta a una soluzione. Ma il mio intervento proprio così conciso
è solo per fare perché tra tante cose negative io voglio portare anche un'esperienza positiva, e visto che qua approfitto, presidente e direttore di Asvo, e volevo ringraziarvi perché in questi anni una cosa che mi ha fatto riflettere in questi giorni è come fa un cittadino, cioè un paese come Sestino ad avere mediamente 300 persone che vengono alle riunioni, no? Per definire una modalità di raccolta diversa. Io ho fatto questa riflessione, non è solo una questione di pago di più, chissà cosa mi succede, ma è anche una questione proprio di dire mi sento responsabile di fare un'azione che è diversa da quella che facevo prima, quindi porto un contributo che è diverso, ma se porto un contributo e sono così ansioso e preoccupato di questa cosa, dove trovo i sacchetti e dove metterò roba, cioè che io guardo mia mamma a 81 anni, però la prima preoccupazione era questa, non era quella di dire pago di più, pago meno, no, dove vado a prendere i sacchetti, cosa devo fare? Vuol dire che questa azienda nel territorio ha portato cultura, molta cultura, ed è fondamentale. Avere i bambini, che io non ne ho, ma vedo i nipoti, insomma, che quando erano piccoli, che arrivano a casa, che osservano che il materiale, no, non devi metterlo là, mi hanno insegnato, cioè questa è cultura, e questa azienda secondo me è partita col piede giusto già nel passato, vincendo anche, tra l'altro mi sembra un po' di premi rispetto a questo, e quindi questo è l'aspetto positivo, cioè noi siamo riusciti tutti assieme, ma grazie anche ad Asvo, a crescere in questo territorio grazie alla cultura, grazie alla responsabilità dei cittadini sicuramente, ma anche al fatto di portare cultura, e almeno questo, diciamo, resta un fatto innegabilmente positivo, cioè nel senso che è una cosa che ormai è insita nei cittadini. Poi su tutto il resto sono pienamente d'accordo, è ovvio che il cittadino poi si vuole sentire premiato, il cittadino dice io sto facendo un qualcosa che no, mi chiedono di più e voglio qualcosa in più. Ovviamente qui diventa la parte più difficile, e anch'io penso che nell'aspetto, diciamo, nazionale purtroppo paghiamo quello che altri non fanno, che però adesso senza lanciare sassi sempre, no? Che guardano, non fanno anche da vicino, voglio dire, ci sono anche regioni vicine che non fanno queste cose, non è tutto rose e fiori, no? Anche nel nostro territorio probabilmente, se noi andassimo a analizzare, e lo sappiamo anche per le difficoltà di territorio, ma anche proprio come mentalità, se noi andiamo a analizzare i comuni costieri e facciamo la differenza con i comuni dell'entroterra, ragazzi, è la stessa roba. Cioè, io penso che, adesso senza citare comuni che non vorrei poi, no? E mi sembra che in qualche comune fino all'anno scorso c'erano ancora i cassoni dove si buttava di tutto, dove era ammesso buttare di tutto, sì, non anni fa, un anno fa. Quindi voglio dire, siamo sempre abituati a guardare il nostro, dove siamo, vuol dire, bravi, ma anche da vicino ci sono realtà dove non sono tutti bravi. Per quanto riguarda l'ultima cosa, poi veramente chiudo, e anche questo è un fatto di cultura. Se vi ricordate, prima del Covid, poi il Covid un po' ha ammazzato, no? tutte queste cose, la protezione civile di Sestino è stata, penso, una delle prime, insieme a Portogruaro forse o altri comuni, in cui abbiamo fatto degli incontri con Asvo per fare in qualche maniera un'opera di sensibilizzazione, ma proprio opera di presidio sul territorio, proprio per i rifiuti che venivano puntualmente gettati sugli argini, sui fossi. Ecco, questa cosa era iniziata molto bene, nel senso che sono state fatte diverse segnalazioni, sono stati recuperati diversi materiali, in particolare edili, ma c'era un po' di tutto. Poi purtroppo l'emergenza Covid ha fatto sì che questa cosa ovviamente si fermasse. Io penso che la protezione civile da qui a breve riprenderà questa attività, perché era un'attività che li teneva, oltre impegnati loro, diciamo, quindi motivati rispetto a questa cosa, ma era anche un'attività che aveva uno scopo ben preciso. Quindi proprio per lanciare l'ultimo messaggio, insomma, dentro al negativo c'è sempre qualcosa di positivo. Io voglio ringraziare Asvo che sono qui stasera proprio anche per l'aspetto, diciamo, di sviluppo culturale. Non so
ci sono altri interventi. Non so se il direttore mi pare che alcune questioni siano già state approfondite. Allora, se non ci sono altri interventi porrei in votazione la presa d'atto del piano economico finanziario 2022-2025 e l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022. Favorevoli? Contrari? 3 contrari, astenuti, e quindi c'è anche l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli, contrari, astenuti, come prima il punto è approvato. Colgo anche l'occasione per ringraziare nuovamente per la presenza del Presidente e del Direttore per il contributo. Grazie. Per la rielezione abbiamo fatto un'alleanza trasversale tra sindaci juventini. Perché per la rielezione abbiamo fatto un'alleanza trasversale tra sindaci juventini. Ah sì, sì. Quello sì, quello sì. 2038. Il terzo punto dell'ordine del giorno è la variazione al bilancio di previsione del 2022-2024, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Come anticipato in commissione, come anticipato in commissione e come relazionato nell'ambito della relazione, insomma, della documentazione inviata ai consiglieri, questa variazione di bilancio applica una parte dell'avanzo anche alla parte corrente per far fronte ad alcune necessità una tantum che si sono create anche in spesa corrente e riservando tra l'altro una parte dell'avanzo a eventuali ulteriori necessità che si potranno presentare nei prossimi mesi proprio in conseguenza di tutta una serie di maggiori costi che poi andrò a elencare e che quindi hanno bisogno di un intervento in tal senso. C'è anche uno squilibrio di bilancio in particolar modo ovviamente complessivo per quasi 402.000 euro che è legato a tutti quei maggiori costi che ovviamente non possono essere coperti dall'aumento, insomma, dalla previsione di aumento anche dell'IRPEF che era stato previsto. Con il gestore calore degli edifici comunali che aumenta per 54.000 euro, i consumi di energia elettrica 74.000 euro, una serie di sostituzioni del personale assente che ha visto dei maggiori costi ovviamente perché sarà necessario trovare delle forme di sostituzioni con il lavoro tra virgolette interinale o comunque precario che ha costi ovviamente maggiori rispetto a quello che è, proprio perché c'è la necessità di intervenire subito in attesa poi di espletare concorsi o di sostituire delle richieste di aspettativa che sono entrate in essere, l'appalto dei servizi della scuola della mensa e della Sacro Cuore che proprio per l'aumento dei costi della materia prima vede un aumento di 56.000 euro, l'indennità di funzione degli amministratori che in questa delibera è prevista perché è di 21.000 euro in base a quanto previsto dalla legge di fine dell'anno scorso e tra l'altro la comunicazione di quest'oggi insomma che tutto il costo che prima a un certo punto sembrava fosse rimborsato solo per quanto riguardava l'aumento dell'indennità del sindaco ma non degli amministratori, seppur lo stesso decreto ne stabiliva le modalità anche graduali di aumento, è arrivata la comunicazione che c'è la copertura completa, quindi i costi di questa scelta nazionale che riguarda tutti i comuni che ha previsto l'aumento e l'adeguamento dell'indennità è coperta da un trasferimento. E tra l'altro la comunicazione di questi giorni per quanto riguarda quel famoso fondo che riguarda famiglie e quant'altro, riguarda anche i comuni, prevede per il comune di Sastino per il rimborso, insomma per il sostegno ai maggiori costi che tra una cosa e l'altra arrivano attorno ai 200.000 euro di 37.000 euro, per capire il fondo a quanto arriveremo e quindi il resto. Ecco, c'è stata la necessità di intervenire insomma, per integrare per l'inserimento di un paio di persone in struttura con 53.000 euro, quindi sono state tutte, se poi sono altre spese minori insomma, che tralascio, poi i consiglieri se avranno modo di dare informazione puntuale insomma, come abbiamo fatto in commissione.
Queste sono le voci principali che, come si può evidenziare, ovviamente sono tutti costi estemporanei. Una parte di questo 360 di questo squilibrio viene utilizzato, come dicevo, per scambio dall'avanzo dell'amministrazione per 339.000 euro e invece un'altra parte invece viene finanziata con fondi vincolati proprio per determinati costi che erano legati alle questioni del Covid, che ovviamente hanno delle ripercussioni anche nell'anno in corso per una serie di cose che erano destinati a finanziare questo tipo di attività. Per quanto riguarda quindi l'applicazione dell'avanzo, una parte viene destinata alla parte corrente, come detto prima, invece c'è una serie di investimenti, di spese per investimenti, il completamento della pista ciclabile di Via Volta, i cui lavori sono in corso, ma c'è stata la necessità non solo per un paio di necessità emerse nel corso dei lavori rispetto alla situazione esistente, ma anche per l'aumento dei costi delle materie prime, di integrare la spesa con 40.000 euro, l'acquisto di giochi per le scuole dell'infanzia sono 10.000 euro, sono in parte per la Piaget 1, in parte per l'Albero Azzurro, l'acquisto di un mezzo operativo per i servizi comunali, per gli operai che sono in servizio nella frazione della salute, sostituendo l'Ape e la Panda oggi in essere, quindi vengono sostituiti, eliminati e quello acquistare un pick-up, un mezzo che possa fare sia questo e quello, ottimizzando i costi e anche migliorando la qualità del servizio. Un paio di punti luce in alcune situazioni di quelli reservi, l'illuminazione pubblica di Via Ciarnetta, quindi col completamento di quella parte che mancava, e il secondo tratto di Via Prese che poi va di conseguenza a quello già esistente, alcuni acquisti di attrezzature informatiche. L'Auser di La Salute sostituisce un altro mezzo, uno l'ha fatto con una raccolta fondi simile a quella che è stata fatta in Santino, un altro dei mezzi è obsoleto e viene sostituito e attraverso dei contributi diretti all'associazione dei privati, una parte del Comune di Caule, come Comune abbiamo pensato di dare una mano con 5.000 euro. Per i contributi per la pubblicazione del libro sulla salute, un contributo a sostegno delle associazioni che stanno realizzando e definendo in fase di stampa un volume che ripercorre e completa un po' il percorso librario di La Salute, che ho visto già 2 puntate, questa è un ulteriore puntato, un contributo a sostegno di questa cosa. Il rifacimento elettrico luminoso del municipio, che inizialmente era previsto all'interno dei lavori, ho pensato all'interno dei risparmi che ci sarebbe dovuto essere rispetto ai costi finanziari, ma questa cosa qua con l'aumento dei costi parliamo di 48.000 euro per dare la sistemazione definitiva di tutto l'impianto elettrico e la sostituzione di tutti i corpi illuminati in modo tale di rendere funzionale, e una parte non è solo per il municipio di Sestino, ma c'è poi la sostituzione delle lampade esterne anche nella delegazione di La Salute, la copertura del magazzino di La Salute di Livenza, il portico dell'erogazione, che è una necessità che è emersa, quindi con la possibilità che il portico che oggi è aperto diventi proprio come quello che è il portico nel municipio, quindi con una protezione che poi nei periodi sia estivi che invernali possa non solo mettere più in sicurezza, ma al tempo stesso rendere più agevole la permanenza delle persone che spesso magari sono in attesa solitamente fuori dalla posta, quantomeno finché non ci sarà il completo riavvio delle poste di San Giorgio di Livenza. Una serie di altri interventi che qui sono completamente lavori del municipio, che riguardano tutta una serie di attività di sistemazione degli ingressi delle parti centrali dell'atrio, l'integrazione della revisione dei prezzi ovviamente dell'antincendio, 10.000 euro della scuola primaria Don Michele Martina. A questi si aggiungono 20.000 euro, che è la quota nostra per il finanziamento regionale che abbiamo avuto per via del popolo, 77.000 euro sono a carico della regione e 20.000 e centesimi a carico del comune, 44.000 euro che è la parte di cofinanziamento del progetto Tira Livenza, che anche qui ha un costo complessivo di 126.000 euro, che sono stati finanziati con un contributo che abbiamo avuto al PSR per 82.000 euro. Quindi stanziamo, ora che abbiamo certezza dell'erogazione del contributo, inseriamo in bilancio 44.000 euro per la quota nostra. Un'altra serie di variazioni, non entro nel merito di quelle minori tra virgolette, ma ci sono
10.000 euro di fatto per le patenti della volontari della protezione civile e per l'acquisto delle nuove uniformi dei volontari, sia per i nuovi iscritti sia per sostituire alcune obsolete degli altri iscritti. Il contributo all'associazione Pascuto nell'ambito del quarantennale che si completa che avviene nel corso di quest'anno di 2.000 euro, 40.000 euro sono contributi per le associazioni sportive del calcio, che sono la quota, diciamo, di quest'anno, annuale, insomma, che come concordata con l'associazione all'interno di questa spesa ci sono anche, diciamo, la copertura del minor trasferimento che l'anno scorso nell'ambito delle difficoltà della situazione del Covid non eravamo riusciti a erogare alle associazioni con gli stessi importi degli anni precedenti, quindi c'è l'importo di quest'anno e l'una tanto, insomma, per riportare in pari rispetto all'anno scorso. E poi sono 40.000 euro di spese per la segnaletica stradale, manutenzione dei aree verdi, insomma, poi altre voci relative. Al tempo stesso c'è tutta una serie di registrazioni in bilancio, ecco, di maggiori entrate o maggiori spese conseguenti al contributo a comunicazione degli enti gestore. Per quanto riguarda gli investimenti, oltre a quelli già indicati, sono le opere di urbanizzazione di via Cantoni, che sono 60.000 euro, che sono interamente finanziati da un contributo statale col quale verrà sistemata in maniera definitiva la strada, ora che sono conclusi un po' tutta una serie di opere di urbanizzazione e una parte è stata realizzata dai privati, ma ora complessivamente la strada merita di essere messa in ordine. L'efficientamento energetico del campo sportivo del capoluogo, che è stato questo completamente finanziato da un contributo per l'efficientamento energetico per il valore di 90.000 euro, e la manutenzione straordinaria di alloggi ERP di proprietà comunale. Sono una serie di interventi sia di bonifica e sistemazione o di altri interventi su alloggi comunali che complessivamente sono 30.000 euro, che sono stati interamente finanziati da una delle alienazioni di un alloggio che si è conclusa qualche settimana fa. Altre voci particolari, insomma, da evidenziare nella variazione, nell'applicazione dell'avanzo non mi pare ce ne siano, e rimango a disposizione, aperto il dibattito. Il capogruppo Canale. Grazie. Questa applicazione questa variazione di bilancio trova risposte a anche diverse situazioni che avevamo rappresentato in passato, quindi ci sono delle opere che ci vedono favorevolmente positivi da questo punto di vista. Tuttavia ci desta una preoccupazione questo squilibrio di bilancio che si presenta con una voce di 402.000 euro e che non nasce solo dal fatto che ci sono pervenute bollette di calore e di energia elettrica sostanziose, come è capitato in questo periodo. E ci sono delle voci, perché uno squilibrio di bilancio nasce dal fatto che io ho delle entrate accertate e ho delle uscite. Ma ci sono delle voci che mi lasciano un po' perplesso, cioè come può l'allocazione dell'autovelox non essere già stata prevista all'interno del bilancio corrente? Come può la gestione del punto prelievi non essere stata inserita nel bilancio corrente? Come possono le sanzioni del codice della strada da girare all'ente proprietario della strada non essere previste nel bilancio corrente? Queste sono, o la sostituzione del personale per 45.000 euro. Questo tipo di, di aggiustamento del bilancio che è stato fatto adesso ci desta un po' di perplessità, perché se, al fronte delle bollette nessuno poteva fare previsione, perché è successo quello che è successo e quindi i costi sono schizzati, rispetto a altre situazioni invece che sono qui elencate. Io credo che in una ordinaria amministrazione si poteva e si doveva in sede di bilancio farvi previsione. Ecco, per questo motivo qui noi ci asteniamo rispetto a questo bilancio, pur cogliendo all'interno di esso delle situazioni positive. Sì, il consigliere Stefano.
Sì, grazie Sindaco, buonasera a tutti. No, solo una considerazione volevo fare in merito alla delibera che andiamo a portare questa sera, che appunto riguarda la variazione del bilancio e quindi anche l'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Ci troviamo praticamente ogni anno ad approvare questa delibera dove viene applicato l'avanzo di amministrazione, ma a giochi fatti. Giustamente diciamo le corde della borsa le avete voi, però magari a volte condividere o comunque sentire anche le opinioni degli altri magari poi non vengono portate a termine, per carità, però su 720.550 euro circa di avanzo di amministrazione e di applicazione, insomma, magari una commissione aperta un po' anche a quella che è l'opposizione per fare un po' un quadro generale prima di arrivare qui e trovarci come ogni anno il compitino fatto, dove sono già stati decisi i soldi dove vanno a finire, che per carità su molte cose ci troviamo per carità d'accordo, perché comunque sono interventi all'interno del territorio comunale che sono necessari, ma su altre cose magari potevamo discuterne sulle sedi opportune, ripeto, magari in una commissione, e fare un ragionamento su alcuni aspetti. Mi viene così al balzo d'occhio, ben venga la nascita di varie associazioni nel territorio, l'associazione Romano Pascuto, nata poco fa, sì, un po' di tempo fa insomma, vedo belle iniziative, ma da lontano 1999 mi sembra, no, che è stato costruito il nostro teatro Romano Pascuto, quindi abbiamo dato un certo risalto a quello che è stato il nostro cittadino e anche sindaco di questo territorio. Ci troviamo solo a qualche settimana fa a mettere una targa di questo paese dedicato al poeta Romano Pascuto. Insomma, alcune cose, ecco, potevamo discuterle e ragionarle magari in una sede opportuna. Grazie. Sì, beh, ovviamente tutte le cose si potrebbe discutere. Questa è una variazione, no, quando applichiamo l'avanzo tendenzialmente sono i principi su cui cerchiamo di far fronte per la parte investimenti, poi dirò sulla parte della spesa corrente. Per quanto riguarda gli investimenti, tendenzialmente tengono conto o di necessità di avvenute comunicazioni e contributi e quant'altro, oppure di interventi che insomma magari in varie occasioni l'elenco è lungo e poi in molti casi insomma, si cerca poi di tener conto di quelle che sono le priorità, le contestualità, la necessità di intervenire in un momento rispetto a un altro, insomma, ecco, sì, tendenzialmente ecco, una volta approvato il consultivo, se non in quel consiglio, in quello successivo, tendenzialmente è il tempo della destinazione dell'avanzo, che comunque noi qua non impegniamo tutto, quindi è una parte sicuramente anche di quello che oggi viene impegnato lo troveremo ricoperto, non so, per dire la parte dei 21.000 euro dell'indennità che avevamo messo in copertura in via precauzionale, ovviamente avremo un'altra variazione di bilancio che dirà ci sono quei fondi là e non sono più finanziati dall'avanzo, quindi libererà una quota di quei 20.000 euro per dire di avanzo, insomma, una parte attorno ai 250.000 euro insomma, rimane fuori da questa manovra, quindi sarà oggetto successivo. L'abbiamo tenuto in via precauzionale proprio per avere una sorta di salvaguardia nei prossimi mesi in virtù di quelli che sono gli aumenti. Sicuramente una quota grossa di questo squilibrio è data dall'aspetto dell'aspetto energetico. Ci sono alcune cose che non era possibile avere a conoscenza, i 50.000 euro del personale assente, un'aspettativa non retribuita per l'assistenza insomma, per la 104, non retribuita, pardon. A noi costa come che quel personale fosse in servizio perché abbiamo dovuto recuperare fondi e l'abbiamo saputo 10 o 15 giorni prima, insomma, in cui c'è stata comunicata questa decisione da parte della persona coinvolta e abbiamo dovuto, non è che sia in sostituzione, quindi abbiamo dovuto prevedere una quota aggiuntiva di fondi per sostituire la figura
che al tempo stesso non liberano il risorse di bilancio. Idem con patate succede per un'altra posizione dove abbiamo invece in quel caso che fare una gravidanza, che quindi è una cosa che a un certo punto ci viene comunicata, e questo è uno dei tanti temi su cui non ci vorrebbe una discussione politica che non avviene, no? Per cui si fa una discussione di ore perché il Ministero Interno dà 100.000 euro ai comuni, dopodiché una gravidanza, così come un consigliere lavoratore del settore privato dovrebbe essere pagata dall'INPS, invece per quanto riguarda i comuni rimane a carico del comune. Quindi di fatto il cittadino avrà che foto? Avrà un operatore che cambia, ne arriva uno temporaneamente con tutte le conseguenze del caso, temporaneamente ovviamente perché poi a un certo punto rientrerà e lo sostituisce, quindi troverà un disservizio e al comune, all'ente al quale lui paga le tasse, diciamo così, ne paga due. Uno che giustamente ha diritto ad avere la sua tutela e quello che ovviamente viene al posto suo, pagandolo di più perché poi c'è la necessità di ottimizzare, cercare di velocizzare i tempi di sostituzione, che poi uno può fare un concorso ma comunque ci mette un po' di mesi a farlo, e varie cose, con tutti i problemi che ci sono per fare dei concorsi, perché è notizia di queste ore che gli ha messi, la dico, non svelo nulla di niente, non già pubblicato. Il concorso che abbiamo fatto per il CIT tecnico insieme al comune di Cavolo, anzi che Cavolo avevamo chiesto di aderire insieme proprio per fare di 23 iscritti si sono presentati in 8, di 8 sono passati all'orale in 5. Questi devono fare l'orale, speriamo. Al massimo devono graduatoria da 5, ma magari non sarà neanche da 5, sarà 4, di cui 2 posti sono già. Vabbè, speriamo che sia solo la residenza romana. Vabbè, comunque questa poi è la situazione. Quindi oltre agli aumenti che sono quasi 140-150.000 euro in aggiunta, che abbiamo aggiunto rispetto a quanto già previsto. Questi 50.000 euro incidono questo, l'inserimento di questi 2 minori in una struttura residenziale, anche questo è stato conseguenza dell'eccesso del lato familiare, per cui alla fine insomma, è un'altra spesa, una tantum che è capitata tra capo e collo, una serie di altre spese, una volta, detto molto francamente, una volta che si sono stabilite che comunque c'era la necessità di intervenire sulla spesa corrente con ci sono 30-40.000 euro di spese che sarebbero spesa corrente, con una copertura l'avrebbero trovata all'interno della spesa corrente, ma che una volta aperta la borsa dell'avanzo copriamo anche questi che sono interventi una tantum, visto che lo squilibrio, come ci auguriamo, è dato da questa situazione, ma che in proseguio non avvenga più, quindi rientrando in quella cosa, poi sono spese una tantum, vengono coperte, così i contributi alla situazione solitamente non si stanziano con l'avanzo, il finanziamento, proprio per dire, già che abbiamo copriamo anche queste cose, che sappiamo la natura straordinaria del momento che vengono erogate, che quindi non si ripresenteranno l'anno prossimo, questo è la considerazione. Diciamo, nella stragrande maggioranza di quello che è il costo sono o i costi energetici o cose impreviste che non potevamo prevedere, ecco, e poi una volta che, come dicevo, alcune spese sono state finanziate con l'avanzo, ecco, la copertura del trasferimento, serie di cose già che c'erano per tenerci anche una quota di spesa corrente, perché poi, come sappiamo, può essere, ci siamo tenuti una parte di sfogo con l'avanzo e un'altra parte di musigna, chiamiamola così, per dire le cose come stanno, per quanto riguarda la spesa corrente, perché poi ci possono essere sempre delle spese impreviste o imprevedibili, le situazioni non finiscono mai, quindi per cercare di essere tranquilli da questo punto di vista. Se non ci sono interventi, pongo in votazione la variazione del bilancio di previsione 2022-2024, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2021. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 3 astenuti. Anche per questo punto c'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come prima. Inizio di Giuseppe. Quindi il punto è approvato. Il quarto punto all'ordine del giorno è la variazione al DUP, al documento unico di programmazione. Questa è una variazione che è conseguente delle delibere che abbiamo approvato nei consigli di inizio anno, insomma, che prevedevano l'aggiornamento. Era stato aggiornato il piano delle opere pubbliche per i lavori pubblici rispetto alla necessità di averli nel piano delle opere pubbliche per partecipare ai bandi PNRR, e contestualmente era stato anche aggiornato
programma biennale degli acquisti delle forniture e servizi, prevedendo l'inserimento nel piano, insomma, dell'accordo che c'era con il pubblico privato per la gestione dei servizi energetici per la parte che rimaneva esclusa da quello che era l'intervento con Amica, non ricordo male, sì. E quindi diciamo, il DUP in quell'occasione non era stato modificato, erano state fatte solo le delibere di quelle due parti, fatta la pubblicazione del corso di termini e quant'altro, si arriva in consiglio per il recepimento del DUP di queste modifiche che ovviamente lo cambiano rispetto a come era stato precedentemente approvato. Con l'occasione ribadisco, insomma, in modo tale che rimanga anche agli altri, insomma, che la richiesta da parte dei commissari, insomma, del capogruppo, del Consiglio rispetto all'aggiornamento di quelle che sono lo stadio di avanzamento di alcuni finanziamenti del PRR, insomma, l'ufficio sta cercando di raccogliere informazioni sui progetti, quelli col consorzio e quant'altro, non ci sono ancora novità, ci sono dei segnali, non so dire, positivi, delle indicazioni positive non sono ancora atti formali, e quando avremo il passaggio avremo modo di fare un spiegato riassuntivo rispetto alle varie voti finanziati in modo tale di darne conto. Ci sono interventi, se non c'è nessun intervento pongo in votazione la variazione al DUP. Favorevoli, contrari, astenuti, approvato all'unanimità. Anche per questo punto c'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti, approvato all'unanimità. Numero 5 all'ordine del giorno, l'istituzione del registro elettronico dei crediti edilizi denominato RECRID in attuazione dell'entrata in vigore della legge regionale dell'aprile 2019 numero 14 2050. La parola all'assessore Perizzi. Allora, il registro dei crediti elettronici dei crediti edilizi, scusate, il registro comunale elettronico dei crediti edilizi RECRED è stato previsto dalla legge regionale 14/2007 e successivamente la legge regionale 14/2019 ha previsto che fino alla sua istituzione non possono essere adottate varianti del piano degli interventi, ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge, per cui questo è un atto che è previsto obbligatorio per i successivi passaggi, anche per il successivo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, ma anche in funzione del piano degli interventi. Il registro, come dicevo prima, è in conformità alle norme citate e annota le informazioni dei crediti edilizi generati e utilizzati nel territorio comunale dal momento della loro iscrizione fino al momento dell'utilizzo e quindi della loro cancellazione. Il RECRED registra i mutamenti di proprietà dei crediti edilizi che possono avvenire a seguito di contratti che si costituiscono, trasferiscono o modificano tali diritti edificatori. Cioè in sostanza crea una sorta di mercato, diciamo così, dei crediti che però vengono appunto registrati su questo registro, sono pubblici, verificabili, visualizzabili e possono essere utilizzati per interventi sul territorio. In particolare i crediti edilizi sono definiti come una capacità edificatoria espressa in volume o superfici edificabili, riconosciuta all'avente titolo su un immobile ed in grado di circolare, avulso dalla localizzazione, al pari di ogni altro bene giuridico, allo scopo di essere successivamente espressa su un fondo tramite edificazione. Quindi questi crediti si generano sostanzialmente sulla base di due tipologie: il credito edilizio CE, quale capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale, quindi tipicamente dove si fa un intervento di riqualificazione di aree degradate. L'altra tipologia invece è il credito edilizio da rinaturalizzazione e quindi qui si tratta invece di quei crediti che si maturano in seguito a interventi che vanno completamente a demolire, diciamo, a riconvertire, a riportare a terreno aree che precedentemente erano state edificate. Questi crediti ovviamente hanno un'area di decollo, definita così, e un'area di atterraggio, cioè partono da un posto dove si generano e poi vanno a finire nelle aree dove possono essere utilizzate in conformità ovviamente a quelle che sono le indicazioni del piano di assetto del territorio, del piano degli interventi
e sulla quale poi la delibera insomma, definisce anche tutta una serie di criteri di utilizzi e le schede conseguenti. Quella che facciamo oggi appunto è l'istituzione, poi viene rinviato a successivo atto l'approvazione del regolamento per la gestione dei crediti edilizi, per cui in questo momento viene solo istituito il registro, ma successivamente dovrà essere approvato un regolamento. Anche questo è obbligatorio, diciamo che in questo frangente non c'è una particolare richiesta di intervento su questi temi, che come si diceva forse in commissione sono più propri di comuni o di aree urbane metropolitane o aree comunque con tessuti urbani molto più densi dei nostri, però insomma, sarà nostra cura fare anche questo ulteriore regolamento. Il sindaco se l'ho fregato, sta massa svelto. Prego, la parola a chi la chiede. Sì. Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'istituzione del registro elettronico dei crediti edilizi in attuazione della legge regionale 14 dell'aprile 2019. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Anche per questo c'è l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli, contrari, astenuti, approvato all'unanimità. L'ultimo punto dell'ordine del giorno è il recepimento dell'accordo pubblico-privato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11 del 2004, ditta Partners Costruzioni SRL, e adozione della variante puntuale numero 6 al PI ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11 del 2004. La parola è autorizzata. Allora, la ditta Partners Costruzioni ha presentato in data 4 maggio e poi successivamente integrata il 10 maggio una proposta di accordo pubblico-privato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11-2004. La proposta riguarda un'area assoggettata a perimetro di intervento unitario oggetto di ristrutturazione urbanistica mediante intervento soggetto permesso di costruire convenzionato e comprende le aree identificate ai fogli 10, mappale 356, sub 345, foglio 10, mappale 380 e 1277 e alcune porzioni di aree in proprietà comunale censite al foglio 10, mappale 1024 e 1203 sub vari. Tale accordo propone una variante puntuale al piano degli interventi finalizzata ad attuare la ristrutturazione urbanistica dell'ambito denominato viabilità di collegamento tra via Foro Boario e via del Popolo. Questo era un piano che era già stato precedentemente approvato e appunto la previsione è di un ampliamento nell'ambito soggetto di intervento unitario comprendente alcune aree di proprietà comunale da adibire a viabilità di collegamento tra Foro Boario e via del Popolo, per dei parcheggi da attuare a cura e spese della ditta proponente con il contributo del comune. Inoltre questo accordo richiede l'incremento della capacità edificatoria mediante realizzazione di un edificio residenziale a 3 piani. Attualmente invece sono previsti 2 piani, quindi viene richiesto invece un ampliamento a 3 piani con un incremento della capacità edificatoria di circa 850 metri cubi. Inoltre viene chiesta la monetizzazione delle aree standard a parcheggio pubblico, la realizzazione diretta di un parcheggio pubblico, la sistemazione del verde nell'area pubblica e la sistemazione della pista di pattinaggio, concessione di una porzione della stessa ricadente in proprietà privata, la realizzazione di una nuova tribuna. In sostanza, rispetto all'impianto originario, appunto come dicevo, ci sono i 3 piani, 850 metri cubi in più, lo spostamento dei parcheggi dall'area interrata all'area esterna e quindi non più la cessione di quelli al pubblico, ma la realizzazione di alcuni, più o meno lo stesso numero di parcheggi in un'area invece verde del comune, il completamento, il collegamento di via Foro Boario con via del Popolo, realizzazione della pista ciclabile, spostamento, cessione dell'area privata dove oggi insiste parte della pista da pattinaggio, quindi cessione al comune di quell'area, traslazione della pista
sempre al pattinaggio perché verrà in parte interessata dai lavori, quindi viene traslata verso, direi verso nord, ma per sbagliarmi, allineata con in sostanza la palestra delle scuole elementari e poi la realizzazione appunto di alcune tribune. La proposta presentata riveste sicuramente un interesse pubblico, qualificata dalle ragioni che vengono appunto, che adesso esporrò, che sono sostanzialmente tre. Cioè, la prima, dal punto di vista urbanistico-ambientale, appare coerente con la localizzazione e le condizioni degli immobili e con gli indirizzi generali di sviluppo e di corretta gestione, cioè si inserisce all'interno di quello che è già la pianificazione presente, che prevede il completamento e il consolidamento e la valorizzazione del centro esistente, in particolare cercando di recuperare aree degradate e interessando un minor consumo del suolo. La seconda appunto è quella di riuscire a sistemare un'area degradata con il collegamento tra Via Forobo e Riva del Popolo anche all'interno di un'operazione più ampia che riguarderà la sistemazione di Via del Popolo, che verrà fatta con fondi in parte comunali, in parte oggetto di un finanziamento della Regione, e la terza, in quindi considerano anche la dotazione di una pista ciclabile che sicuramente va insomma, a migliorare quel passaggio anche e soprattutto del retro del municipio alla zona, quindi dalla zona delle scuole alla zona poi residenziale e dei servizi. E il terzo punto, il vantaggio anche qui per il pubblico, è dal punto di vista patrimoniale, in quanto consente al comune di valorizzare il patrimonio comunale mediante l'acquisizione della porzione di sede stradale in proprietà privata, la definitiva sistemazione della pista di pattinaggio con formazione di una nuova tribuna quale beneficio pubblico aggiuntivo, nonché la sistemazione di un nuovo parcheggio dell'area verde annessa per un valore economico significativo. Ecco, bisogna considerare che a fronte di questi 850 metri cubi in più che vengono richiesti e l'elevazione al terzo piano, il privato con gli interventi che riguardano poi le aree pubbliche si fa carico di quindi interventi complessivi per 230.000 euro, si fa carico di 150.000 euro per parte loro e 80.000 a carico del comune. Questo tipo di intervento è conforme a quelli che sono i criteri perequativi che la Giunta Comunale ha approvato con delibera numero 19 del 25 gennaio, che prevedono che la cessione gratuita al Comune di aree e opere nella misura pari al 60% del plusvalore economico derivante dalla variazione urbanistica dei singoli ambiti di intervento. Cioè, questo vuol dire che quel plusvalore che viene realizzato dall'azienda nel vantaggio di avere 850 metri cubi in più viene ceduto al Comune in cambio con cambi, diciamo, o economici o di opere che sono superiori al 60%. Quindi quello che si propone è di recepire questo accordo pubblico-privato e contestualmente di adottare anche la variante al piano degli interventi, che va in sostanza a regolare gli aspetti che ho citato prima in maniera anche sommaria, ma che poi sono stati più facilmente visti in commissione anche con le planimetrie e con anche i rendering degli interventi, anche se ovviamente quella parte poi non è prevista, insomma, nella variante, e quindi in questo momento noi poi adottiamo la variante, ma poi sarà successivamente oggetto dell'approvazione, decorsi almeno 30 giorni e considerato che successivamente all'adozione di questo provvedimento
diciamo, il progetto dovrà essere assoggettato alla VAS, cioè quindi alla valutazione ambientale strategica, e anche la relativa procedura di incidenza ambientale, la VINC. Quindi nel momento in cui verrà adottato questa variante, verrà inviata alla Regione per le procedure che dicevo poc'anzi. Poi nel frattempo ci sarà la possibilità di proporre delle osservazioni, e una volta che saranno decorsi i tempi per le osservazioni e sarà arrivato anche il parere rispetto alla VAS e alla VINC, poi dovrà tornare per l'approvazione. Grazie, è aperto il dibattito. Capogruppo Canna. Grazie. Questa sera come consiglieri abbiamo assistito e assistiamo a una corsa per approvare questo accordo pubblico-privato. E perché dico che assistiamo a una corsa? Perché poco fa abbiamo votato tutti favorevolmente un atto che è dovuto, no, al registro dei crediti edilizi, ma non abbiamo votato assieme il regolamento. E perché abbiamo votato quel registro? Perché era propedeutico a poter adottare questa variante al piano degli interventi. E noi sono circa 7 anni che siamo in attesa di avere il primo vero piano degli interventi, no? Perché se non sbaglio quello che adesso è in vigore sarebbe il piano il piano regolatore generale, che costituisce il primo piano degli interventi. Quindi noi siamo, come posso dire, deficitari da un certo punto di vista, perché in 7 anni non siamo stati in grado di partorire un piano degli interventi, e ci troviamo questa sera chiamati a dover approvare questa convenzione che nasce e si sviluppa in maniera velocissima. Il 4 maggio viene presentata presso l'amministrazione, il 10 viene integrata e il 12 la giunta la approva. Nulla contro qualsiasi intervento che va a migliorare degli aspetti di degrado del nostro territorio. Certo che ci piacerebbe che anche rispetto a altre situazioni che si sono presentate in amministrazione e che si presenteranno in amministrazione, no? Chi chiederà dei permessi a costruire e quant'altro, abbia una celerità come si è vista questa sera. E non mi risulta che in passato altre situazioni abbiano avuto degli sprint così veloci, no? E questo già dà, come posso dire, qualche campanello. E abbiamo visto in commissione questo accordo, in cosa si svilupperà, e come in commissione ho sviluppato delle perplessità, le formulo anche questa sera. Non sono molto, come posso dire, non sono un tecnico del settore e quindi vado per ragionamenti da persona. Mi dispiace che in tutto questo contesto che si va a intervenire, ad esempio il garage della vettura dei vigili urbani non trovi una soluzione, rimane così la costruzione in lamiera, la baracca, e non viene data non si approfitta della situazione per dare una soluzione alla questione. Così come non viene posta a garanzia una polizza fideiussoria. In cambio viene stabilito che gli si dà 850 metri cubi di maggior volume, però a garanzia delle opere che devono essere realizzate per conto del comune, in questo accordo non si fa menzione a una polizza fideiussoria. Abbiamo l'esperienza dell'intervento del bivio, che doveva essere fatto entro l'estate scorsa, poi il Covid, poi vengono spostati tutti i termini, poi entro dicembre assolutamente stappavamo lo spumante a Natale, così inauguravamo anche l'accesso, poi doveva essere marzo è trascorso, la colomba l'abbiamo mangiata, e forse col panettone forse rivedremo l'intervento.
Oggi c'è una situazione difficile di mercato, i costi delle materie prime, e lo sa anche benissimo l'amministrazione, visto che deve rivedere tutti i prezzi delle materie prime degli appalti che ha in corso, non garantiscono, no? Conti certi a chi va a realizzare delle opere, e quindi io credo che a maggior ragione una polizza fiduciaria a garanzia di un intervento che non mi vede però totalmente a favore, perché l'apertura di questa viabilità andrà a sconvolgere in maniera anche importante tutta la viabilità di questa zona, e quindi forse era preferibile realizzare un percorso solo ciclopedonale di collegamento tra Foro Boario e Via del Popolo e non anche viario. Però io credo che l'amministrazione in qualche modo si debba tutelare. Ecco, quindi questo è un primo ragionamento che metto sul tavolo. Consigliere. Sì, soltanto per integrare quello che ha detto il mio capogruppo, ma semplicemente per sgombrare il campo da ogni tipo di possibile equivoco. Siamo felicissimi che degli investitori, e credo che siano anche del Paese, trovino le risorse per mettere a posto o a testa, no, un angolo piuttosto degradato. Allora, perché leggendo la relazione tecnica della società che ha chiesto la possibilità di fare questo intervento, vedo che tra le citazioni che fa, e io sono perfettamente d'accordo, che c'è una delibera comunale, consiglio comunale del 23/03/2009, quindi siamo arrivati a questa conclusione dopo la bellezza di 13 anni. Ci sono crisi del settore edilizio, e questo ci sta, perché c'è stato un periodo in cui chi ha comprato prima di questa società ha dovuto navigare in acque, e purtroppo in quel periodo molto, per chi faceva soprattutto questo tipo di operazioni, molto difficili. Ma poi c'è scritto incidenza delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie di molto superiori alle normali percentuali, e quindi questo significa che nel frattempo non si era maturato l'idea di mettere a posto quella cosa, perché si erano create delle condizioni per cui un investitore avveduto non avrebbe potuto fare nessun tipo di altro intervento che lasciarlo là. Quindi noi siamo felici, anche se ho delle forti perplessità anch'io di questa famosa strada che finalmente riuscirete a fare, perché credo di aver avuto 15-16 anni che si parlava, speriamo in idee più giovani, perché questa sicuramente ha l'età delle consigliere più giovani, batteribile, e ci lascia perplessi la velocità, anche se io dico che nel momento in cui si trovano occasioni di questo genere non si può perdere tempo, però tante volte l'interesse pubblico non deve scavalcare i diritti anche dei privati, nel senso che in questi 2 anni abbiamo avuto delle enormi difficoltà a dare delle risposte come ufficio tecnico a chi aveva bisogno di carte per il 110 da Copon, su tutte queste cose. Abbiamo avuto delle situazioni piuttosto pesanti sotto questo punto, delle persone che hanno stato 5-6 mesi per avere risposte. Qua vediamo che ci sono delle procedure che sono spedite. Personalmente me ne andrò, non voterò in nessun senso, perché mi alzerò e ne andrò fuori, non è un senso di protesta, proprio non voglio partecipare a questo tipo di votazione. Tra l'altro ci siamo parlati di una situazione che ci vede serenamente su posizioni diverse. Io, ripeto, non trovo giusto il sistema,
ci sono delle cose che si potevano migliorare, però è anche giusto che chi governa e chi mette i soldi gestiscano. Poi ho alcuni piccoli consigli non richiesti. Avete fatto un calcolo di che operazione è questa in termini di milioni di euro? Ecco, sarebbe bene che qualche volta il mio capogruppo ha parlato di fideiussione, ma voi sapete qual è il limite delle società a responsabilità limitata? Che se eventualmente le cose non vanno bene, invece noi auguriamo lunga vita, rispondono esclusivamente con capitale interamente versato. Quindi bisognerebbe che quando si fanno accordi pubblici privati, tipo almeno di società, fosse diverso. Da butto lì, perché potrebbe usare tante cose, anche se io credo che questa società sia solidissima sotto il punto di vista finanziario e sia in grado di sopportare così. Però, visto che sono interessi pubblici e quindi qualche volta qualche cautela non sarebbe male. Per il resto, ripeto, metteremo a posto. Voi sapete che da questi banchi più di qualche volta noi abbiamo perorato la causa di Via del Popolo, che una volta era una delle vie principali, ma dopo la chiusura della piazza è diventata di fatto una via semi-morta, e tutta una serie di degrado si è avuto proprio per questa scelta, e quindi quando si chiudono le strade e si aprono le strade bisogna anche calcolare le cose che possono nel tempo portare a queste situazioni. Dopodiché speriamo che tutte le cose vadano bene sia per la società investitrice e che l'operazione vada a finire, anche se io ripeto non capisco il beneficio di quella strada, non ne capisco, anche se domani ho sentito parlare che si cambierà addirittura il verso di marcia o si prenderà il senso unico. Altra cosa che mi premerebbe, noi votiamo, io non voto perché me ne vado, ma noi votiamo segretario ci dobbiamo informare noi o veniamo informati se eventualmente ci sono interessi diretti? Cioè, io non so chi è sta società. Esatto. Potrebbe essere che uno di noi sia direttamente parente, non parente, in linea, ma quindi vorrei capire come funziona. La vostra preoccupazione, voi sapete che dovete astenervi se, cioè dovete uscire dall'aula se voi avete una parentela. Potrei anche non avere, potrei essere parente ma non parlarmi, cioè questo voglio dire, quando si tratta di atti di pianificazione. Quindi la responsabilità è singola. Sì. Cioè non vorrei, la butto là, perché sono qua che... La legge dice, perfetto, lei mi dica cosa dice la legge, la ringrazio. Quando si votano, quando si porta in consiglio comunale di atti di qualsiasi atto, soprattutto quelli di pianificazione, se c'è un vincolo di parentela entro il quarto grado, bisogna non essere presenti, insomma, uscire dall'aula. Perfetto. Allora, la ringrazio per questa precisazione. Chiudo qua il mio intervento augurando mille fortune alla Partners Costruzioni, con la speranza che tutte le cose vadano per il meglio e che riescano a concludere l'opera velocemente. Vi auguro una buona serata e vi saluto. La parola al consigliere De Stefani. Sì, grazie. Allora, in merito a questa delibera, sì, come è già stato fatto tutto un ragionamento dai colleghi consiglieri, allora, sicuramente non mi trovo d'accordo su quella che è la riqualificazione stradale, perché ho provato a cimentarmi e a capire il senso effettivo di quella viabilità, ma non riesco a capirlo. E non trovo, diciamo così, l'utilità sarebbe appunto più opportuno creare la pista ciclopedonale, quello sicuramente, ma stradale l'utilità non la trovo. E sicuramente mi trovo, per me è una cosa positiva vedere che il paese inizia a partire, andare avanti, e sicuramente c'è una bella riqualificazione di un bel pezzo di terreno del nostro territorio che da anni e anni è lì, e
mi viene un dubbio, mi viene un pensiero, non un dubbio, mi viene un pensiero e dico ma come mai non è stato fatto prima, sapendo che ce n'erano di proprietari e probabilmente sicuro hanno avanzato anche loro le loro proposte, mi chiedo il motivo. Qualcosa sicuramente sono riuscito a trarre delle conclusioni sui miei, magari è solamente un mio pensiero, sicuramente l'attuale proposta pervenuta appunto da questa società avrà trovato nella parte dell'ufficio tecnico una collaborazione attiva e quindi penso sia anche importante ringraziare anche il lavoro dell'ufficio tecnico, perché sicuramente c'è stato un lavoro dietro a questo accordo, non penso sia stato per quanto veloce, ma penso che ci sia stata tutta una serie di valutazioni e vedo insomma un parere favorevole da parte del responsabile del servizio e quindi immagino insomma e ringrazio anche per il lavoro svolto, chissà che sia l'inizio di una serie di collaborazioni, okay, da parte pubblico-private, proprio per iniziare a riqualificare più aree del nostro territorio. Spero che la regola che viene utilizzata per questa società valga anche per eventuali future richieste di quell'area, di quella zona più vicine, quindi ben venga che iniziamo a ragionare su una crescita di più piani, perché 2050 dobbiamo andare a ridurre l'utilizzo del suolo e quindi ben venga che iniziamo a svilupparci verso l'alto, ovviamente senza creare grattacieli, questo siamo d'accordo tutti, però nei limiti iniziare a far sì insomma ecco, di ridurre quello che è lo spreco e l'utilizzo del suolo. Quindi ecco, per quanto io abbia perplessità in merito alla viabilità, e qua lo ribadisco perché non mi trova d'accordo, però nel complesso penso che questa delibera insomma sia un po' e mi auguro, come diceva anche il consigliere Riccardo, chissà che tutto vada bene e che presto si sistemi, e quindi mi trova insomma ecco, favorevole a questo tipo di delibera. Grazie. Sì, solo per puntualizzare un paio di questioni, insomma, uno per quanto riguarda gli aspetti fiduciari, quindi le garanzie che vengono chieste, queste vengono chieste e definite nel momento in cui viene rilasciato il permesso a costruire, quindi l'assunzione dell'impegno a costruire non solo la parte privata ma anche le opere conseguenti all'accordo pubblico-privato che viene definito, quindi in quel momento vanno depositate le garanzie fiduciarie e quant'altro. Per quanto riguarda questo tipo di intervento, come diceva prima il vice sindaco, insomma, il progetto era già stato approvato, l'accordo meglio, è stato approvato nel 2009, poi è stato in questa occasione, in questi mesi, aggiornato rispetto a delle necessità che sono venute a cambiare, ma tiene la traccia di quell'accordo che era stato fatto tra il privato e il pubblico ancora nel 2009 e che poi non ha avuto seguito, in primis per tutta una serie di scelte di natura imprenditoriale della società di non proseguire insomma con adesso qualche mese fa si sono create le condizioni, è stata ripresa in mano la situazione e ci si è mossi insomma, trovando un punto d'accordo che ovviamente non tiene conto di tutte le loro richieste, non tiene conto di tutte le nostre necessità, come tutti gli accordi ovviamente a un certo punto trova un punto di mediazione. La necessità poi di intervenire rispetto alla viabilità è quella in una strada che fortunatamente negli ultimi anni per una serie di interventi privati ha visto riqualificare diversi spazi di quella via, ovviamente il tessuto dal punto di vista dell'illuminazione pubblica, del marciapiede, insomma del manto stradale complessivamente, indubbiamente è particolarmente degradato in una via che seppur ha avuto una sua storia sicuramente castrata tra il centro, via Papa Giovanni e l'area parrocchiale, via Fratelli Martina, che sono vie organizzate o comunque di pregio del territorio, ne risalta ancora di più il fatto che abbia bisogno di un intervento, quindi è stata quasi l'occasione, in parte con il contributo e con l'intervento che si dovrà fare sulla via del popolo, in parte grazie a una sistemazione della viabilità che mette in ordine un po' alcune necessità che riguardano il
tessuto, insomma, la viabilità sia del resto del municipio sia di Via del Popolo. Poi ci sarà la necessità di fare una scelta, a mio avviso, organizzativa positiva a Iropre, che con una nuova viabilità che attraversa, diciamo, l'esistente e si collega su Via del Popolo, a quel punto, garantendo spazi, pista, marciapiede, insomma tutte le necessità che rappresenta la strada, il senso unico in un verso e in un altro, poi insomma, ci sarà modo di incontrare i residenti, di individuare quale sia il verso, anche se abbastanza naturalmente, a mio avviso, proprio per il collegamento che c'è poi su via Fratelli Martina, dà un senso, e vista che la tipologia di mobilità, ci faranno una serie di passaggi per valutare quale sia la situazione migliore poi dal punto di vista operativo. Ma credo sia importante riuscire a garantire marciapiede, illuminazione, pista ciclabile, insomma una messa in ordine complessiva che poi permetterà, insomma, di aver definito un circuito abbastanza in ordine che riguarda tutta la parte, diciamo, retrostante al municipio, insomma, dove siamo adesso. Non so se ho dimenticato qualcosa, se c'è altro da intervenire. Stefano, grazie. Sì, no, il sindaco ha già, insomma, risposto puntualmente su alcune questioni che sono state citate. Non ho capito se sono usciti tutti e due i consiglieri, quindi non stanno ascoltando le nostre. Non lo trovo, sì, se posso dire, non lo trovo molto educato che si esca prima delle repliche, perché altrimenti parliamo, è registrato, lo sentiranno, ma insomma si può anche uscire solo prima del voto. Va bene, comunque rispondiamo lo stesso. Grazie, signore, è rimasto. Sì, no, diciamo che per quanto riguarda, preciso una cosa che ha detto il sindaco, però che vorrei sottolineare rispetto alla velocità dell'accordo, cioè non è che questo accordo si è perfezionato il 4 di maggio, questo è ovviamente un'interlocuzione che c'è stata con l'amministrazione in precedenza, nei mesi precedenti, potrei dire da 3-4 mesi forse, dove è chiaro che ha trovato poi la definizione ufficiale solo nel momento in cui sono state fatte tutta una serie di valutazioni in merito al bilanciamento tra gli interessi tra pubblico e privato, perché ovviamente noi abbiamo cercato di portare a casa di più per il pubblico, però è anche vero, e prendo un po', forse un pezzo del ragionamento che voleva fare il consigliere Ricatto, che se noi chiediamo troppo poi la cosa non sta in piedi, cioè il privato poi evidentemente, noi possiamo chiedere 1 miliardo di cose, però il privato a un certo punto fa i conti con la cassa e ti dice io fino lì non ci arrivo. Tanto che alcune c'erano stato chiesto di ulteriormente scontare delle parti degli ulteriori oneri e questo non è stato fatto. È stato trovato un bilanciamento, noi mettiamo 80.000 euro che sono di avanzo vincolato del 2009, ma se io considero il valore come dire, intrinseco di quegli 80.000 euro è completamente diverso rispetto a quello del 2009, cioè oggi diciamo che il comune dovrebbe metterne 120, 130 se volessimo fare un ragionamento di quello che sono i costi che sono aumentati, in particolare sugli interventi pubblici. Come si diceva prima, quel progetto del 2009, quella previsione urbanistica del 2009 era stata richiesta dall'azienda, dalla società, che non era questa, era un'altra, è stata chiesta da loro. Noi abbiamo concertato questa cosa, è stata messa nell'allora PRG, sì, e se il tema era quello di non riuscire a fare l'intervento, così come eravamo stati contattati per fare quella modifica, si potevano essere contattati per rivedere le cose. È chiaro che nel 2009 si era in piena, diciamo, crisi, in particolare del settore edile, di conseguenza quella cosa lì è tramontata per 1000 motivi, tra cui per carità anche l'incidenza probabilmente dell'opera di urbanizzazione, ma perché il mercato in quel momento ovviamente non consentiva più quel tipo di interventi. C'è da dire che la legge 11-2004 è già la legge regionale è dal 2004, però come dire, ha visto moltissime modifiche negli anni e quello che stiamo facendo oggi di fatto allora era quasi impossibile, cioè non c'era questa facilità, anche se vogliamo dire in un certo modo, di fare accordi pubblico-privato, era molto più rigida, quindi non c'era questa diciamo, questa possibilità di intervenire in maniera più veloce e se
devo dire che la questione della velocità, noi auspichiamo ovviamente che questa diventi un po' il tratto saliente delle prossimi interventi urbanistici. C'è da considerare che veniamo fuori da una situazione nella quale abbiamo avuto 2 pensionamenti con 2 persone che sono andate via in 6 mesi, il 110 che ha portato a il 110% insomma, ha portato a più di 350 richieste di accesso agli atti quando mediamente ne arrivavano 60-70. Insomma, è stato un bello tsunami per l'ufficio tecnico e purtroppo, siccome non solo San Stino ma tutta una serie di altri comuni, quasi tutti i comuni sono trovati in difficoltà per rispondere in tempi brevi. Devo dire che però da quella situazione lì oggi siamo, faccio gli scongiuri del caso, i gesti apotropaici che non vogliamo far vedere, ma devo dire che la cosa, intanto anche dal punto di vista degli accessi si è normalizzata, cioè la curva si è proprio ridotta e appunto gli inserimenti che sono stati in questi mesi hanno garantito di fare in modo che l'ufficio diciamo, di edilizia privata sia tornato a avere insomma, dei tempi ragionevoli. Quindi l'auspicio è che continui così o si migliori sicuramente da questo punto di vista, anche per quanto riguarda poi la definizione del piano degli interventi, perché devo dire che qui sicuramente non siamo stati molto fortunati, perché la provincia di Venezia ha obbligato a approvare i piani delle acque prima del piano degli interventi, e questo ci abbiamo messo parecchio tempo. Poi la legge sul consumo del suolo 2017, poi la legge sul Veneto 2050, cioè, ognuna di queste è andata anche pesantemente a modificare l'iter di approvazione dei piani e di conseguenza ogni volta ci siamo trovati a dover rimettere in discussione, a rimettere in piedi tutto un percorso che sicuramente ci ha fatto arrivare in ritardo, insomma, questo è evidente. Il primo piano degli interventi è il piano regolatore per quanto non in contrasto col PAT e non siamo ancora arrivati alla definizione del piano di interventi. Si consideri soltanto che appunto le ultime modifiche praticamente obbligano a fare, a differenza di quello che si faceva una volta, cioè si faceva il piano, si pubblicava quello che si doveva pubblicare, vabbè, si faceva fine, poi era diciamo, attivo. Adesso prima di arrivare almeno all'approvazione, ma sicuramente prima di arrivare all'adozione del piano degli interventi, bisogna che il Comune stipuli degli accordi con coloro che hanno richiesto le modifiche, le nuove aree edificabili oppure determinati tipi di interventi, devono sottoscrivere uno a uno questi tipi di... Cioè, capite che questo ha allungato in maniera incredibile i tempi, perché prima semplicemente si disegnava sulla mappa le aree edificabili e quelle non edificabili, fine. Adesso prima di arrivare lì dobbiamo chiamare uno a uno quelle, penso 300 richieste, adesso vado a memoria, che saranno arrivate forse un po' meno, facciamo 250 richieste sono andate, andare uno a uno a sentirli e fargli fare l'accordo. Capite che questo sicuramente non ci aiuta. È andato bene chi è riuscito a fare prima di queste norme qua, cioè chi ha chiuso prima di queste norme qua si è salvato la vita. Noi siamo finiti purtroppo nell'occhio del ciclone, nel ciclone e poi purtroppo questo ci ha trascinati fuori un po' da quello che era l'intento iniziale. Come diceva il sindaco, polizia fiduciarie si fanno non nella variante ma si fanno poi successivamente quando si approvano i piani di lottizzazioni e di conseguenza le preoccupazioni sui tipi di società, SRL, SPA, eccetera, eccetera, sono sicuramente fondati nel momento in cui non ci fosse una polizza fiduciaria. Nel momento in cui c'è una polizza fiduciaria la copertura è abbastanza valida. Inciso al bivio, c'è una polizza fiduciaria, quell'intervento lì è coperto da una polizza fiduciaria. Il problema è che escutere oggi quella polizza fiduciaria vorrebbe dire che al comune non bastano i soldi per fare gli interventi. Ecco il motivo per cui non l'abbiamo esclusa in questi tempi, cioè non aveva alcun senso dal punto di vista economico. Ci auguriamo che partano. Poi considerazioni sul strada, l'ha fatto il sindaco, mi pare di aver... il garage dei vigili urbani è un po' quello che dicevo prima, cioè non si può portare a casa tutto quello che si vorrebbe, perché altrimenti diciamo, il rischio è che la struttura resti lì. Insomma, una parte noi l'abbiamo portata a casa e pensiamo che sia tutto, un buon accordo e che soprattutto, anche se questo penso non è oggetto però ci sia una buona qualità della progettazione. Questa è una cosa fondamentale perché siamo in un'area centrale ed è importante che
gli architetti che operino lì abbiano una visione diciamo, adeguata a quello che è il centro storico. Un secondo, scusi, sì, grazie. No, ecco, sul discorso della casetta per il garage, per la macchina, insomma, possiamo magari provare a fare uno sforzo noi come comune e cercare di capire, insomma, se ormai possiamo completare quello che è. Grazie. Bene, grazie. Pongo in votazione il recepimento dell'accordo pubblico-privato con la ditta Partners Costruzione Seriale, l'adozione della variante puntuale numero 6 al piano degli interventi ai sensi della legge regionale 11 del 2004. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità dei presenti. Anche per questo c'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come prima. Tutti gli all'ordine del giorno sono esauriti. Grazie e buonasera a tutti. Ciao a tutti. Ciao.